Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Edecom Eventi, vi do il benvenuto a questo webinar che, come vedete dalla slide, è dedicato al Superbonus 110%, in cui analizzeremo sia un po' quelli che sono gli aggiornamenti sul Superbonus, ma anche quelle che sono alcune delle soluzioni tecnologiche che possono essere messe in campo negli interventi proprio che rientrano all'interno di queste agevolazioni che stanno riscuotendo molto l'interesse dei professionisti, ma non solo, anche di persone interessate alla riqualificazione energetica, ma anche strutturale, come il sisma bonus ovviamente, degli edifici esistenti. Questo appuntamento fa seguito, forse alcuni di voi hanno già seguito un precedente webinar che abbiamo dedicato agli aspetti del Superbonus alcune settimane fa. Oggi ritorniamo su questo argomento facendo un breve punto su quelle che è un po' qualche aggiornamento, alcune novità recenti e introducendo invece una seconda parte dedicata a invece quelle che sono tecnologie che si possono mettere in campo, come dicevo, per gli interventi trainanti e trainati. In particolare avremo dei focus su quello che è il cappotto termico, ma anche quello che è l'adeguamento sismico con la ricostruzione, sia per i solai e gli interventi anche di rinforzo strutturale, i sistemi di fissaggio a rinforzo, sia ad esempio per quanto riguarda i cappotti, ma anche sistemi di rinforzo strutturale, e vedremo quali elementi possono essere utilizzati, sia l'utilizzo di sistemi radianti come sistema di emissione per i generatori di calore. Di questo avremo con noi a parlarci diversi relatori. Avremo Irene Cosano dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, che inquadrerà un po' quelli che sono i temi del Superbonus, e poi avremo alcuni tecnici come Simone Tagliente di Baumit, Denis Travò di Bioisotherm, Daniele Paci di Friulsider e Alessandro Buzzoni di Floortech. Allora, io vi ricordo semplicemente che, come in tutti i nostri webinar, potrete porre poi domande ai nostri relatori, scrivendole nel pannello domande, e tipicamente si trova alla vostra destra nel pannello di GoToWebinar, l'applicazione che stiamo utilizzando per la diretta, e io vedrò di raccogliere i quesiti e sottoporli ai relatori in maniera da dare risposta il più possibile ai quesiti che raccoglieremo. Vi ricordo anche che le slide che vedrete proiettate le riceverete alla fine del webinar via mail, per cui avrete anche il materiale su cui i nostri relatori esporranno per eventualmente ritornare o rivedere alcuni passaggi che avete seguito in questi webinar. Bene, vedo che ormai si sono collegati la maggior parte delle persone e direi a questo punto, in attesa magari che ci raggiunga ancora qualche altro, direi però di iniziare a introdurre un po' quello che è la tematica, parlando un po' degli aspetti più generali del Superbonus e quelle che sono un po' le novità. In questi appuntamenti ci siamo sempre avvalsi della competenza di Irene Cosano. Irene Cosano è un architetto che lavora appunto per l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, si occupa in particolare dello sportello energia e in questo periodo sta seguendo proprio la consulenza per tutti i professionisti e non che hanno bisogno di aiuto per quanto riguarda gli aspetti del Superbonus. Allora, invito Irene Cosano a comparire a video e dare il via. Eccoci. Buongiorno. Webcam, perfetto. Buongiorno Irene. Buongiorno, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Ti condivido lo schermo così possiamo vedere le tue slide. Eccoci qua. Come dicevo, ormai hai già lunga esperienza, diciamo lunga anche se il tema è breve. Esatto, il tempo è poco, esatto. Bene, allora vado. Sì. Perfetto, bene, grazie mille per l'introduzione.
Il tema sarà appunto il 110 e diciamo farò prima un breve riassunto del meccanismo e poi introdurrò anche le ultime novità e farò un cenno anche alle FAQ ufficiali, quindi quelle dell'Enea, dell'Agenzia delle Entrate e del Mise. Intanto però presento lo sportello Energia, lo sportello che seguo ormai da 3 anni. È un servizio di consulenza gratuito finanziato dalla Regione e in parte anche dall'Agenzia per l'Energia. Cos'è che fa lo sportello? Lo sportello fornisce consulenza gratuita e quindi un parere completamente oggettivo su incentivi, agevolazioni e contributi sul risparmio energetico degli edifici e si rivolge a cittadini, imprese e anche alla pubblica amministrazione. E vi segnalo il nostro sito che è sempre aggiornato con una sezione proprio di FAQ dedicate proprio al 110 e ci sono appunto anche tutte le ultime novità in merito. Andrei subito al sodo e quindi andrei a fare un riassunto del meccanismo per chi magari ha già seguito il webinar, ma anche per chi vuole un attimino avere di nuovo una panoramica generale. E quindi cos'è il Super Ecobonus? Il Super Ecobonus è una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e riguarda sia interventi di efficienza energetica, ma anche, abbiamo visto, interventi antisismici. E nello specifico c'è anche l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ecco, tra un attimo andremo a vedere quali sono gli interventi che possono accedere, però è fondamentale sapere che ci sono quelli trainanti, quindi principali, e quelli trainati, ovvero quelli secondari. Altra cosa importante da sapere è che gli interventi trainati, quindi quelli secondari, ottengono l'aliquota agevolata solo se sono eseguiti congiuntamente a quelli trainati. Andiamo quindi a vedere quali sono gli interventi trainanti e trainati. Il primo trainante di efficientamento energetico è l'isolamento termico di superfici opache, che siano verticali, orizzontali o inclinate. Questo isolamento però deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente. In questo caso si configura come intervento trainante. Abbiamo poi per gli impianti centralizzati la sostituzione dell'impianto esistente con diverse tecnologie e quindi abbiamo caldaia a condensazione, a pompa di calore, sistemi ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione, collettori solari e l'allaccio al teleriscaldamento solo in comuni montani. Per gli edifici unifamiliari l'intervento è molto simile a quello che abbiamo visto, solo che si aggiunge anche la biomassa, quindi caldaia, legno o pellet, ma solo in aree non metanizzate e appunto per edifici unifamiliari. Quindi questi sono i primi 3 interventi di efficientamento energetico. Abbiamo poi anche il sisma bonus, ovvero gli interventi antisismici. Quindi anche questo è un intervento trainante, quindi ottiene il 110%. Andiamo a vedere quindi quali sono gli interventi trainati, quindi quelli secondari. Ecco, sulle parti comuni abbiamo l'isolamento delle superfici opache se al di sotto del 25% della superficie disperdente, la sostituzione dei serramenti, le schermature solari, le chiusure oscuranti e poi alcune, anche per quanto riguarda gli impianti, alcune tecnologie come la caldaia a condensazione, l'acqua pompa di calore. Per le parti private, quindi per l'unità immobiliare all'interno del condominio o per gli edifici unifamiliari, abbiamo nuovamente come interventi trainati, quindi secondari, l'isolamento delle superfici opache, i serramenti, di nuovo appunto le schermature, una serie di interventi per gli impianti, e poi anche building automation, quindi dispositivi che ci permettono di controllare da remoto l'impianto di riscaldamento o di produzione dell'acqua calda sanitaria e l'installazione di collettori solari termici, quindi per l'acqua calda sanitaria. Si aggiunge l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e anche l'installazione di impianti fotovoltaici con o senza installazione di accumulo, quindi posso anche eventualmente installare solo l'accumulo o solo l'impianto fotovoltaico. Quindi questa è una panoramica sugli interventi che accedono al 110%. Ecco, vi faccio notare solo una cosa, ovvero che gli interventi antisismici, cioè se eseguo solo interventi antisismici, mi traino solo l'impianto fotovoltaico e o l'installazione dell'accumulo. Se invece realizzo un intervento di efficientamento energetico, quindi i primi 3 trainanti che abbiamo visto,
posso trainare tutti gli interventi che vedete sulla destra, quindi tutti gli interventi trainati. Ecco, andiamo un attimino alle tempistiche, ovvero sia i trainanti che i trainati devono essere realizzati, quindi le loro spese sono ammesse se sono sostenute nell'arco temporale di vigenza della detrazione, 1 luglio 2020, 31 dicembre 2021. Per i trainati si aggiunge anche questo requisito, ovvero che le loro spese sono ammesse se sono sostenute tra inizio e fine lavori dei lavori trainanti. Quindi questo cosa significa? Che i lavori trainanti e trainati devono essere realizzati congiuntamente. E passiamo a vedere quali sono i soggetti che possono usufruirne. Quindi abbiamo i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, gli istituti autonomi case popolari. Per questi soggetti la scadenza è prevista al 30 giugno 2022, quindi c'è un po' di tempo in più rispetto a tutti gli altri soggetti. Abbiamo poi le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, chiaramente riconosciute a livello nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. E per ultimo le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per gli interventi eseguiti su immobili adibiti a spogliatoi. Altra cosa importante per quanto riguarda i soggetti è che vi possono accedere sia i proprietari ma anche i detentori. Quindi andiamo a specificare il proprietario, il nucleo proprietario, oppure il titolare di altro diritto reale di godimento, ad esempio l'usufrutto, l'uso, abitazione e superficie. Il detentore, quindi ad esempio l'affittuario, ma sempre in base a un contratto regolarmente registrato. Ci sono poi anche i familiari del possessore o del detentore. Una nota sui titolari di reddito d'impresa professionale, ovvero questi soggetti rientrano solo se partecipano alle spese per interventi trainanti, quindi principali, effettuati dal condominio intero sulle parti comuni. Il soggetto beneficiario ha diritto alla detrazione su un numero massimo di 2 unità, ma sempre sulle parti comuni. Questo per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici non c'è un limite di unità immobiliari. Quali sono gli edifici interessati? Dunque abbiamo le parti comuni di edifici, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, site all'interno di edifici plurifamiliari, quindi ad esempio le unità all'interno di villette a schiera. Abbiamo poi le singole unità immobiliari, quindi all'interno di un condominio, e poi anche gli edifici unifamiliari, quindi ad esempio le case isolate. Attenzione perché ci sono alcune categorie catastali escluse. Quindi la A1 le abitazioni signorili, la A8 le ville, la A9 i castelli, quelli non aperti al pubblico. Quelli invece aperti al pubblico possono ottenere il 110%. Vedremo dopo che è stato il decreto agosto ad apportare questa modifica. Ecco, una cosa importante, un requisito fondamentale che deve avere l'edificio per ottenere gli interventi di efficientamento energetico è l'esistenza di un impianto di riscaldamento funzionante o diciamo reso funzionante tramite un intervento di manutenzione straordinaria. Altra nota da fare è che può accedere al 110% anche un intervento di demolizione con ricostruzione, a patto che si tratti di ristrutturazione, secondo quanto prevede la normativa edilizia nazionale, e non di nuova costruzione, perché ricordo che le nuove costruzioni non possono ottenere alcun tipo di agevolazione. Passiamo subito a diciamo, l'aspetto più importante del 110, ovvero quelli che sono i requisiti. Il requisito fondamentale per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico è il salto di 2 classi energetiche, come si dimostra con l'APE, l'attestato di prestazione energetica dello stato di fatto, e l'APE post interventi. Per quanto riguarda i condomini, questi APE, questi attestati, sono detti convenzionali perché sono predisposti sull'intero edificio e non su ogni singola unità immobiliare. Questo perché il salto di 2 classi deve essere realizzato, deve essere ottenuto dall'intero edificio e non da ogni singola unità immobiliare.
Ci sono poi anche dei requisiti specifici, quindi ogni intervento prevede dei requisiti specifici. Vi porto l'esempio del cappotto, quindi l'isolamento termico delle superfici opache, in zona climatica F, la trasmittanza in questo caso da rispettare è 0,22 watt al metro quadro Kelvin. Ecco, altro aspetto fondamentale sono sicuramente i limiti di spesa che rappresentano una forma di requisito, perché appunto per ogni intervento è definito un limite di spesa e chiaramente se la spesa supera questo limite l'eccedenza rimane a carico del committente. E per individuare questi limiti di spesa è fondamentale però capire come si configura l'abitazione, perché gli importi variano a seconda che ci si trova ad esempio in un edificio unifamiliare o in un condominio. Andiamo ad analizzare velocemente le tabelle di spesa che poi comunque troverete nella presentazione che vi verrà inviata. E quindi vi faccio notare che ad esempio per l'isolamento delle strutture opache, per gli edifici unifamiliari c'è un limite di spesa di 50.000 euro, mentre per edifici condominiali e quindi con più di 8 unità immobiliari abbiamo 30.000 euro per ogni unità immobiliare. Ecco, poi vedete che ogni intervento ha il suo limite di spesa. Ad esempio per il sisma bonus sono 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Qua abbiamo tutti gli interventi trainati e appunto accanto ad ognuno vedete il limite di spesa specifico. Per il building automation vedete che non c'è nessun limite, anche perché non è che si può spendere tantissimo per questi dispositivi di controllo, però questa è stata appunto una scelta, cioè di non mettere nessun limite. Ecco qua abbiamo gli ultimi trainati, il fotovoltaico e l'accumulo. Vi faccio notare che sono due limiti di spesa separati, cosa che non era chiarissima appena uscito il decreto, e poi infine per le colonnine 3.000 euro. Ecco, andiamo a vedere i limiti dei costi specifici. Vi faccio però notare una cosa, ovvero che il tecnico che presenta la pratica all'Enea e redige il computo metrico dovrà asseverare la congruità delle spese. Cosa significa? Che le spese dovranno rispettare dei costi massimi per ogni tipologia di intervento. Ma quali sono questi costi massimi? Cioè rispetto a cosa bisogna asseverare questa congruità? Quali riferimenti bisogna prendere? Allora, il decreto prevede che i costi specifici siano inferiori o uguali ai prezzi medi riportati nei preziari regionali o provinciali, nelle guide sui prezzi informativi dell'edilizia, casa editrice Dei. Se appunto queste voci non si trovano in questi riferimenti, allora si può ricorrere al calcolo analitico, eventualmente avvalendosi anche del famosissimo allegato I del decreto efficienza energetica, che riporta proprio dei costi specifici all'unità di misura. Ecco, ribadisco, qualora i costi sostenuti siano maggiori di quelli massimi, la detrazione è applicata chiaramente nei limiti massimi individuati. Allora, dicevamo, ho appunto appena accennato al fatto che se i costi delle lavorazioni non si trovano nei preziari di riferimento e quindi il tecnico si avvale del calcolo analitico, oppure nel caso dell'ecobonus, quindi qua apro una parentesi per l'ecobonus anche, si può ricorrere appunto ai massimali dell'allegato I, e quindi vi ho riportato alcuni esempi giusto per farvi capire di che cosa si tratta. Quindi ad esempio per il cappotto, quindi l'isolamento delle strutture opache verticali, nell'allegato I c'è un costo massimo al metro quadro di 150 euro. Per le caldaie al di sotto dei 35 kW c'è un costo massimo di 200 euro al kilowatt termico. Ecco, appunto questi massimali non sono da prendere alla lettera, perché per quanto riguarda il 110, se le voci di capitolato si trovano nei preziari di riferimento che abbiamo visto prima, quindi il preziario regionale o il preziario Dei, e questi prezzi sono più alti di questi sopra che vediamo ora, il costo specifico appunto può essere uguale o inferiore ai preziari stessi, e quindi può essere anche più elevato rispetto ai prezzi che vediamo sull'allegato I. Perché? Perché appunto è l'asseveratore che decide a quale preziario fare riferimento. Quindi l'allegato I è solo indicativo. Solo nel caso dell'ecobonus è, tra virgolette, obbligatorio se appunto non serve l'asseverazione. È appunto nel caso in cui l'asseverazione o comunque i prezzi vengano dimostrati dal fornitore. Ecco, qual è la documentazione da fornire per il 110? Qua c'è un po' un riassunto perché
chi poi accede alla cessione del credito ha tutta un elenco, una checklist da fornire, però questo è per farvi capire la documentazione principale da fornire. E quindi abbiamo per gli interventi di efficientamento energetico l'attestato di prestazione energetica pre e post interventi. Abbiamo poi le asseverazioni, quelle che ci dicono che i requisiti sono stati rispettati e che le spese sono congrue, e poi nel caso in cui appunto si proceda a cedere il credito, a chiedere lo sconto in fattura, è necessario avere il visto di conformità. Dunque dicevamo che le asseverazioni, appunto sia nel caso dell'efficientamento energetico ma anche nel caso degli interventi antisismici, dimostrano che sono stati seguiti i requisiti tecnici e che le spese sono congrue. E il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, quindi quelle che abbiamo appena visto, e inoltre verifica anche tutta la documentazione fiscale. Questo visto di conformità deve essere rilasciato da soggetti come i dottori commercialisti, i CAF o soggetti equivalenti. Ecco, le asseverazioni di cui abbiamo parlato sono rilasciate o al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Tra un po' vedremo anche a che cosa ci possono servire questi stati di avanzamento dei lavori. Andiamo però a vedere quali sono le modalità di detrazione. Ce ne sono tre. La prima è la detrazione diretta, ovvero la detrazione diretta dall'IRPEF del 110% delle spese ammesse in 5 anni. La seconda è lo sconto in fattura, per cui il fornitore applica uno sconto in fattura e riceve poi questo appunto sconto che ha applicato sotto forma di credito d'imposta. Quindi in questo caso il committente si ritrova a non dover dare nulla al fornitore. C'è poi anche la cessione del credito, che è la terza modalità, e prevede la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione a soggetti come ad esempio gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questi soggetti hanno a loro volta la facoltà di successive cessioni. Ecco, un approfondimento sulla detrazione diretta, ovvero quando conviene detrarre direttamente. Per detrarre direttamente è necessario avere una capienza IRPEF almeno pari alla rata a cui si ha diritto. Faccio un esempio numerico, vi ho riportato un esempio numerico. Quindi la spesa ammessa corrisponde a 100.000 euro, la detrazione è il 110%, quindi 110.000 euro, la rata di conseguenza ammonta a 22.000 euro, ovvero 110.000 diviso 5. Se però io ho una capienza IRPEF di 5.000, è chiaro che la differenza tra 22.000 e 5.000, cioè 17.000 euro, andrà persa, perché non si riesce a recuperare in alcun modo neanche negli anni successivi. Se però ci sono chiaramente più beneficiari, questa rata di 22.000 può essere, tra virgolette, spalmata su più beneficiari. Ricordo tuttavia che chiaramente la cessione del credito e lo sconto in fattura rappresentano una soluzione nel caso in cui non ci sia proprio capienza IRPEF. Ecco, un approfondimento anche sulla cessione del credito ad altri soggetti, quindi ad esempio alle banche. E questi soggetti che si vedono ricevere il credito lo vedranno nel loro cassetto fiscale solo a fine lavori. Vediamo tra un attimo anche una slide. Cioè, appunto, una volta inviata la pratica all'Enea è fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. E chiaramente solo in quel momento la banca liquiderà il credito sul conto corrente del beneficiario. In questo caso, ad esempio, capite bene che è necessario anticipare tutte le spese. Se tuttavia non c'è la disponibilità di capitale, quindi non è possibile anticipare tutte le spese, solitamente gli istituti di credito propongono un finanziamento ponte che parte con l'inizio dei lavori e termina appunto con la fine dei lavori, per pagare appunto tutti i fornitori e tutte le imprese collegate. Questo finanziamento chiaramente ha degli interessi. Ecco, in questa slide ho un po' ipotizzato due strade, ovvero la strada in cui non ci sia il capitale disponibile, quella che abbiamo appena citato, per cui, chiedo scusa, il capitale disponibile, che non è quello che ho appena citato. Nel caso appunto in cui io abbia un capitale disponibile, posso optare tra la detrazione diretta e quindi fare attenzione alla capienza IRPEF, oppure cedere il credito o eventualmente anche chiedere lo sconto in fattura. Se invece appunto non ho un capitale disponibile,
devo optare per lo sconto in fattura oppure alla cessione del credito tramite un finanziamento a ponte. Io potrei anche fare, tra virgolette, una cosa mista, per quello vi ho segnalato appunto SAL come stato avanzamento lavori per ogni modalità, quindi potrei scegliere per ogni SAL di fare la detrazione diretta oppure cedere il credito. Quindi diciamo lo stato avanzamento lavori ci serve proprio per questo, per eventualmente spacchettare un po' quelle che sono tutte le spese e decidere dove indirizzarle, in che modalità indirizzarle. Ecco, in questa slide vedete uno schema delle modalità operative per la cessione del credito allo sconto in fattura. E quindi dal 15 ottobre è attivo il portale dell'Agenzia delle Entrate. La prima cosa da fare però a fine lavori è trasmettere all'Enea la pratica e viene rilasciata una ricevuta. Trascorsi almeno 5 giorni, il soggetto che appone il visto di conformità comunica all'Agenzia delle Entrate a chi è stato ceduto il credito e viene appunto rilasciata un'altra ricevuta. È proprio in questo momento, come vi anticipavo prima, che il soggetto che riceve il credito potrà vederlo nel suo cassetto fiscale e quindi provvedere a liquidarlo al beneficiario. Vi parlo velocemente della cumulabilità con altre agevolazioni. Allora, alcuni interventi possono avere le caratteristiche per rientrare in 2 detrazioni diverse, però il principio generale è che lo stesso intervento non può accedere a 2 diverse detrazioni, quindi bisogna scegliere. Tuttavia, nel caso io abbia tutta una serie di interventi all'interno dello stesso titolo abilitativo, posso comunque optare sia per l'una che per l'altra, però chiaramente su interventi diversi e quindi bisogna contabilizzare distintamente le spese. Cosa accade però per il 110? Può essere cumulato? Allora, non c'è ancora chiarezza su questo, perché appunto sono previsti dei limiti di spesa e dei massimali da rispettare. Superati questi massimali, l'eccedenza appunto rimane a carico del committente. Non si sa bene però ancora come funzionerà con il cumulo con i contributi locali, perché se la detrazione li ammette di solito, le detrazioni classiche lo ammettono, se anche il contributo locale lo ammette è possibile cumulare. In che modo? La detrazione si applica sulla parte che eccede rispetto al contributo locale, però appunto su questo purtroppo non posso darvi ancora notizie più fondate. Ecco, passiamo alle ultime novità e quindi a quelle introdotte dal decreto agosto. Allora, la prima riguarda la definizione di accesso autonomo dall'esterno. In precedenza la proprietà dell'accesso dalla strada o da cortile da giardino doveva essere esclusiva. Il decreto agosto modifica questa frase e parla di proprietà non esclusiva. Altra novità è appunto l'accesso al 110 anche per i castelli aperti al pubblico. I castelli non aperti al pubblico rimangono esclusi dal 110. Ecco, altra cosa importante modificata dal decreto agosto è che nel caso in cui ci siano interventi sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati, quindi quelli che poi presenteranno la pratica all'Enea, in merito allo stato legittimo degli immobili, dei condomini, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Questo perché sappiamo bene che nei condomini solitamente ci sono diversi abusi edilizi o cose non conformi e quindi per non, diciamo, discriminare un po' l'accesso al 110 dei condomini è stata prevista questa modifica. Ecco, altra modifica importante, sempre nel caso dei condomini, è che le deliberazioni dell'assemblea sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Chiaramente si parla delle deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che accedono a 110 e anche l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura. Ecco, queste erano diciamo le novità del decreto agosto. Adesso vi citerò un po' quali sono
le cose più interessanti che emergono dalle FAQ ufficiali. Qua trovate anche proprio tutti i link, quindi abbiamo le FAQ dell'Enea che sono poche, quelle del Mise sono abbastanza, sono un po' di più, ci sono poi anche le FAQ dell'Agenzia delle Entrate e anche le risposte proprio agli interpelli. Non vi nego che alcune sono discordanti, ma questa è un po' la situazione attuale. E quindi partiamo dalle FAQ dell'Enea. Sono solo 9, vediamo, diciamo, le cose più interessanti. Quindi viene chiarito che anche i lavori iniziati prima del 1° luglio possono accedere al super ecobonus, cosa che non era per niente chiara e quindi è stato chiarito. Ecco, per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione invernale esistente, è stata recepita la modifica, la definizione di impianto, e viene proprio specificato che l'impianto può essere, cioè deve essere funzionante o in alternativa riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria. Quindi anche questa è una novità interessante, comunque un chiarimento interessante nel caso in cui l'impianto ad esempio sia dismesso. Ecco, altra cosa chiarita è che il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal DM 26 giugno 2015 e che gli attestati di prestazione energetica per il 110 non devono essere depositati nel catasto degli impianti termici. Vediamo le ultime due FAQ, o comunque le ultime due note interessanti sulle FAQ dell'Enea. Demolizione e ricostruzione con ampliamento. È un intervento che accede al 110, ma vanno scorporate le spese relative alla parte ampliata. L'APE post-operam, quindi quello post lavori, deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale. Ecco, come vi ho anticipato prima parlando dei costi specifici massimi, viene chiarito che l'allegato I è da utilizzarsi laddove l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. Quindi quando può essere utilizzato? Deve essere utilizzato nel caso dell'ecobonus. Nel caso del 110 viene utilizzato solo se si ricorre al calcolo analitico e solo se quella voce di capitolato non si riesce a trovarla nei preziari di riferimento. Ecco, vi riporto anche alcune specifiche sul portale dell'Enea che è stato attivato il 27 ottobre 2020 e consente l'accesso a 3 diversi siti, cioè si aggiunge il super ecobonus 110% si è aggiunto il 27 ottobre 2020. L'accesso al portale può essere fatto esclusivamente da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa. Infatti, per accedere appunto al portale del 110% bisogna caricare o comunque inserire l'iscrizione all'ordine professionale, caricare un documento di identità e anche la casella di posta elettronica certificata. E tra l'altro anche appunto la copia della polizza assicurativa. Quando si invia l'asseverazione? L'ho già anticipato prima, ma si invia entro 90 giorni dalla fine dei lavori oppure per stati di avanzamento dei lavori, quindi al 30, al 60 e a fine lavori. Perché appunto ricordo che lo stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell'importo totale dei lavori. Ecco, è importante avere ben chiaro quando sono iniziati i lavori. Perché? Perché in base alla data che si inserisce sul portale, diciamo, vengono presi i riferimenti di legge in vigore in quel momento. Quindi appunto i limiti di trasmittanza che vi ho citato prima, quello del cappotto, cioè quello riportato nel decreto requisiti ecobonus, questo decreto è appunto entrato in vigore il 6 ottobre, quindi se i lavori sono iniziati prima fanno riferimento al DM 26 gennaio 2010, se invece sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020 si fa riferimento appunto alle nuove trasmittanze che sono un po' più rigide. Ecco, questi un po' la sintesi dei documenti da caricare sul portale, quindi abbiamo l'APE pre e post, il computo metrico, la polizza assicurativa come vi anticipavo prima, le fatture relative ai lavori e poi le schede descrittive devono essere compilate, scaricate, firmate e ricaricate. Ecco, passiamo a vedere un po' le FAQ del Mise. Sono tantissime, qua vi riporto proprio le novità. Comunque trovate appunto il link poi nella presentazione.
Allora, ecco, un proprietario di un'abitazione senza reddito di lavoro può cedere il credito ai genitori. Questa era proprio una domanda specifica, quindi c'è anche questa possibilità, si può cedere il credito anche ai genitori. Ecco, il 110 spetta anche agli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Faccio un esempio. Nel caso della sostituzione dell'impianto di riscaldamento, se io vado a sostituire i termosifoni con un pavimento radiante, anche la realizzazione del pavimento radiante rientra nel 110%. Perché? Perché riguarda appunto la sostituzione dei sistemi di emissione, quindi è comunque una spesa che è necessaria per realizzare l'intervento che accede al 110%. La detrazione spetta anche su una pertinenza, quindi c'è proprio una FAQ specifica su questo. Ecco, lo ribadisco per la terza volta, però diciamo c'è anche una conferma ufficiale, ovvero per gli interventi che accedono al 110% e quindi necessitano di un'asseverazione, l'allegato I non è che un'indicazione residuale, quindi può essere utilizzato ma non è obbligatorio. Ecco, se è necessario appunto che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento siano effettuate nell'intervallo di tempo individuato dalla data inizio e fine lavori per gli interventi trainanti. È quello che ho un po' anticipato all'inizio, ovvero bisogna comunque dimostrare che le spese che gli interventi sono effettuati congiuntamente. Quindi appunto bisogna fare attenzione a quando sono sostenute le spese. Irene, ti chiedo di accelerare un po'. Sì, sì, ho quasi finito. Allora, anche gli affittuari possono accedere al 110%, chiaramente con l'autorizzazione del proprietario. Se non c'è un impianto termico in un'unità all'interno del condominio, si può comunque realizzare appunto il cappotto su tutto l'edificio. Attenzione perché i 96.000 euro che rappresentano il limite di spesa del sisma bonus rappresentano il limite di spesa anche per la detrazione al 50% e soprattutto se ci sono pertinenze comunque i 96.000 fanno riferimento all'unità abitativa e non anche alle pertinenze. Ecco, per quanto riguarda gli interpelli, rimane il problema dell'edificio con 2 o più unità immobiliari di un unico proprietario, quindi in questo caso non si può accedere. Qua ribadisco quello che già è stato detto, ovvero anche il conduttore comodotario può ottenere il 110, sono ammesse anche le unità con la 20. Se la villetta schiera, se l'unità appunto all'interno della villetta schiera è funzionalmente indipendente, può accedere al 110%. E si può accedere al 110% anche per categorie catastali come la C2, quindi deposito magazzino. L'importante è che alla fine dei lavori si ottenga un edificio residenziale. Ecco, vediamo le ultimissime. Si può ottenere il 110 anche sull'acquisto di case antisismiche, perché è un intervento all'interno del sisma bonus. Anche chi si trova in regime forfettario o ad esempio transfrontalieri possono accedere al 110 chiaramente solo con la cessione del credito o lo sconto in fattura. Anche chi ha solo un reddito fondiario può ottenere il 110%. Per quanto riguarda lo stesso limite, l'ho già anticipato prima. Ecco, i limiti di spesa si riferiscono sempre alla situazione pre-interventi. Una parete vetrata non può ottenere il 110 se viene sostituita con una parete in muratura. Insomma, era quasi già scontato, ma è stato chiarito. Ecco, se l'impianto di riscaldamento è stato rimosso e il tecnico comunque può asseverarne la presenza precedente, si può ottenere il 110% sugli interventi di efficientamento energetico. Ecco, nella presentazione troverete tutti i riferimenti normativi e anche i contatti dello sportello. Eccoci qua, ho fatto. Grazie mille a tutti. Allora, ti giro solo qualche domanda e rimandiamo le altre alla fine, altrimenti andiamo troppo in là con i tempi perché le domande sono fin troppe, direi. Allora, Certo. innanzitutto, per quanto riguarda gli impianti, può essere considerato impianto anche un edificio che ha solo una stufa a legna?
Sì, sì, perché appunto cambiando la definizione dell'impianto termico non c'è una potenza minima e quindi anche una stufa a legna può essere considerata impianto di riscaldamento. Il problema è definire il volume riscaldato, perché quella stufa probabilmente riscalda solo per irraggiamento e quindi riscalda solo quella stanza o quelle stanze o quel piano. Sì, il problema ci sottopongono alcuni partecipanti è quello, ad esempio, di vecchi edifici agricoli o rustici, insomma, in cui c'è solo un minimo di impianti, tipicamente, insomma, elettricità, acqua e spesso riscaldamento a legna, quindi Sì, sì, stufe con o stufa a legna. Certo, però sì. anche in questo caso si può pensare di accedere al 110, appunto, perché anche quello può essere un impianto di riscaldamento. Perfetto, e quindi diventa questo oltre al cappotto eventuale, diventa un ulteriore elemento trainante. Esatto, sì, nel senso che se c'è l'impianto di riscaldamento si può accedere agli interventi di efficientamento energetico, altrimenti non si può proprio, rimarrebbe solo il sisma bonus, cioè se non c'è un impianto di riscaldamento l'unico intervento accessibile a questo punto è il sisma bonus, quindi interventi antisismici e i due trainati, ovvero fotovoltaico e accumulo. Perfetto, questo risponde a molti dei quesiti. E altra domanda è se puoi chiarire un attimo quando hai sottolineato che l'aspetto riguardante anche i contributi a livello locale, se sono cumulabili o meno, qualcuno ci chiede se ad esempio anche alcuni provvedimenti che ci sono ad esempio in Veneto possano essere cumulati nel superbonus. Dunque, allora, il cumulo con le detrazioni classiche ci può essere, perché le detrazioni classiche lo ammettono, da verificare però come prima cosa se appunto i contributi locali, quindi in questo caso della Regione Veneto, ammettono il cumulo con altri contributi, quindi questa è la prima cosa da verificare, però rimane il fatto che comunque il 110 mi restituisce il 100% della spesa, quindi non posso sicuramente, secondo me, però non è stato In questo chiarito, caso qualcuno ci chiede su una legge che è la Veneto 2050, l'ex piano casa, sostanzialmente, se sì. possa essere, diciamo, Ma cumulabile. secondo me sì, cioè sono due iniziative diverse, nel senso che se non sbaglio il piano casa prevede appunto l'aumento di volumetria, secondo me sì, assolutamente. Il problema è che comunque l'aumento di volume deve essere scorporato perché la volumetria in più non può ottenere il 110, quindi io la ottengo eventualmente sulla volumetria che corrisponde allo stato di fatto. Allora, un professionista poi ci chiede conferma se può usufruire del super bonus 110% con la sola coibentazione tramite cappotto, superando ovviamente le due classi energetiche. Certo, sì, è un intervento trainante, quindi può ottenere il 110 anche in autonomia, rispettando tutti i requisiti può assolutamente ottenere il 110. Perfetto, questo ci dà un po' il là per introdurre anche il secondo relatore, mentre allora ti giro i complimenti per la chiarezza dell'esposizione, ma Grazie. sottolineo come sempre, eh, Grazie, grazie. e ti richiamiamo in causa alla fine per rispondere ancora ad altre domande che sono arrivate, numerosissime, fin troppe Certo, direi. immaginavo. Non so se riusciremo a dare risposta a tutti, metto le mani avanti, cercherò di cumulare Certo, il più possibile le richieste in maniera da chiarire il più possibile i dubbi, eventualmente avete i contatti di Irene, non abusatene, ti prego, già subissata di quesiti, immagino normalmente, ma comunque avete ben disponibile, insomma. Allora, visto che abbiamo chiuso con una domanda su quello che proprio è il cappotto, che è uno degli interventi principe, io adesso chiamerei in causa il prossimo relatore, che è, eccolo qui, Simone Tagliente di Baumit, al quale cedo adesso la condivisione dello schermo. Ecco, proprio perché ci introdurrà un po' su quelli che sono alcuni dei temi che riguardano proprio il cappotto, perché a volte diamo forse per scontata la conoscenza di questo sistema. Prima di organizzare questo webinar abbiamo chiacchierato un po' con i vari relatori e Simone Taglienti mi diceva che ad esempio anche sugli aspetti che riguardano strettamente la normativa sui cappotti gli capita spesso di riscontrare una carenza, diciamo, informativa da parte anche di professionisti.
Quindi Simone, proprio io ti chiederei come prima proprio domanda, primo quesito che ti faccio io, di chiarirci un po' quali sono le normative da tenere assolutamente presenti quando progettiamo e realizziamo un cappotto. Eccomi, mi sentite? Sì? Perfetto, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che prima faccio una piccola premessa, ovvero quando si decide di fare un intervento che comprenda anche il sistema cappotto, la cosa a cui bisogna tenere subito presente è di, nel limite del possibile, utilizzare un sistema certificato. Quindi devo rivolgermi in questo caso o a produttori appunto di sistemi certificati o almeno informarmi ad esempio tramite Cortexa. Cortexa è il consorzio che è nato nel 2007 che riunisce tutte le più importanti aziende che sono specializzate proprio nei sistemi a cappotto in Italia. Cortexa a sua volta è socio della EAE, che è l'associazione europea che comprende tutti i produttori di sistemi certificati a livello europeo. Quindi diciamo che qui trovate l'eccellenza ed è importantissima per questo tipo di intervento. Come anticipavi te, è vero, do conferma che molte persone, molti tecnici non sono a conoscenza del fatto, ad esempio, che il 21 giugno del 2018 sono uscite due nuove norme in Italia, che sono la UNI 11716 per la certificazione dei posatori di sistemi a cappotto e la importantissima UNI TR 11715 che riguarda invece proprio la progettazione e la messa in opera di sistemi a cappotto. Per quanto riguarda la norma, quella per i posatori, diciamo che è stato preso spunto da altre norme europee. Questa è varata come norma nazionale, perché è una UNI, ma è condivisa. Il processo di certificazione è condiviso a livello europeo. Quindi vuol dire che chi prende il patentino, passatemi il termine, da cappottista in Italia, poi può operare in questi termini in tutta Europa. Ovvio, ci sono alcuni stati, ad esempio la Germania o l'Austria, dove per diventare maestro cappottista ci sono delle scuole specifiche, proprio delle scuole superiori. Vuol dire che chi vuole diventare cappottista deve fare 2 anni di teoria e poi 3 anni alle dipendenze di un maestro applicatore. In Italia non funziona così, ma perché non ci sono dei corsi professionali della durata di questi anni. Sì, ci sono dei corsi di breve durata, ma sono formativi fino a un certo punto, quindi non c'è ancora una cosa strutturata, anche se in realtà con questa norma si è cercato di dare un input alle scuole edili che potrebbero prendere a cuore questa questione e creare proprio dei corsi di formazione ufficialmente riconosciuti e della durata necessaria affinché uno diventi veramente un esperto di cappotti. Questo perché? Perché la filiera cappotto è fatta da prodotto di qualità sicuramente, progetto e posa. Se viene a mancare uno di questi elementi, difficilmente si riesce a ottenere un risultato ottimale alla fine. Al momento dico subito che la certificazione del posatore non è obbligatoria. Ovvio, è un'ottima opportunità per i posatori, ma al momento non è obbligatoria, anche se negli ultimi mesi abbiamo un po' combattuto perché tramite questa direttiva che vedete sullo schermo si è creato un volano pazzesco di gente preoccupata che si strappava i capelli pur di avere un pezzo di carta o il patentino, perché sembrava che per avere gli incentivi fiscali fosse obbligatorio avvalersi di posatori certificati. È stato un errato interpretazione di questo decreto che è entrato in vigore in giugno. Questo perché? Che questa è una direttiva europea sull'efficienza energetica, ovvero non ha nulla a che fare almeno direttamente con quello che riguarda gli incentivi. Diciamo che per facilitare l'effettuazione degli interventi a scopo energetico, e questo vale a livello europeo perché il patrimonio edilizio è energivoro non solo in Italia ma
a livello europeo, e ad oggi il tasso di rinnovo, ovvero il tasso degli edifici che viene rinnovato annualmente, è inferiore all'1%. Per cercare di arrivare al 5 al 6% annuo, la direttiva europea sull'efficienza ha un capitolo che si occupa proprio di come gli stati possono incentivare questi tassi di rinnovo, scusate. E una di queste norme dice che quando dai comunque un incentivo devi verificare come Stato che chi esegue i lavori è qualificato. Quindi negli Stati membri dove c'è una scuola di formazione di 5 anni, di 3 anni, di 4 anni, si dovrà verificare quello. Attualmente in Italia, come detto, non c'è una scuola professionale ufficiale, quindi in realtà non è ancora obbligatorio che chi fa un lavoro di intervento del sistema a cappotto tramite gli incentivi lo dia poi a chi ha fatto un esame e quindi ha preso il patentino, anche se, ripeto, è un'ottima opportunità, perché il fatto di certificarsi ad oggi vuol dire che il posatore che va a certificarsi deve andare a sostenere un esame che è relativamente facile. Vuol dire che per superarlo comunque devi avere sicuramente delle buone basi di teoria e anche un'ottima manualità, perché c'è anche una parte pratica abbastanza importante che prevede poi tutti i passaggi che devono essere fatti. Per quanto riguarda invece la norma tecnica, quindi l'UNITR 11715, come dicevo, il cappotto si fa bene se si usano buoni prodotti, se c'è un buon progetto e se c'è una buona posa. E quest'ordine viene ben espresso in questa norma tecnica che è uscita appunto nel 2018, emanata, pubblicata dall'UNI, ma al tavolo tecnico era del CTI, ovvero il Comitato Termotecnico Italiano, che è delegato dall'UNI per fare norme riguardanti l'isolamento termico, il risparmio energetico e l'impiantistica. Poi alla fine il CTI lavora per l'UNI e pubblica la norma. Oggi andremo a vedere giusto le fasi salienti dell'indice, perché il tempo è limitato, quindi non è un corso tecnico, però cerchiamo di vedere quelle che sono le cose principali che sono inserite. Chiaramente, essendo una norma e non più un manuale, molto più precisa, molto più rigorosa, e dovranno farci i conti tutti, perché questi ad oggi sono i termini di riferimento per progettare e per realizzare un sistema a cappotto, anche, ahimè, in caso di eventuale contenzioso. Quindi si farà riferimento sempre alla norma, perché adesso c'è. Quindi questo riferimento non può essere ignorato né dai progettisti né dagli applicatori, perché è norma nazionale. In questa norma sono state inserite le varie tolleranze di misura, del supporto del sistema a cappotto e i vari componenti del sistema a cappotto. E, chiaramente c'è una buona parte che riguarda il supporto, perché è una cosa che notiamo spesso e volentieri in cantiere, è una mancanza adeguata di preparazione del supporto, cosa gravissima. Quindi sicuramente c'è un capitolo che tratta questo argomento, perché un cappotto sta su se è ben eseguito e soprattutto se è ben incollato, quindi il supporto deve funzionare. La colla serve sempre semplicemente perché è un tramite che trasferisce poi le tensioni interne. Non pensiate però di far star su un cappotto solo con i tasselli, perché ogni tanto in cantiere troviamo anche questa soluzione. Il cappotto probabilmente, diciamo, sta su, ma tende a spaccarsi, perché le tensioni termiche non vengono distribuite se manca la colla, quindi si concentrano ai bordi dei pannelli, e questo fa sì che va col tempo a rompersi. Ovviamente non auguro niente a nessuno, ma ci sono buone possibilità. Ci sono poi riferimenti ai requisiti degli isolanti, poi per come viene realizzato in opera un sistema prevede una serie di passaggi molto importanti, che vanno appunto dall'incollaggio, dal taglio dei pannelli, dall'applicazione dell'intonaco di base, dalle finiture che devono essere appositamente da cappotto, e appunto dai tasselli che ho leggermente introdotto prima. Tutti questi
passaggi devono essere assolutamente ben conosciuti dall'applicatore, ma non dimentichiamoci che tutti questi passaggi devono essere assolutamente ben conosciuti anche da parte dei tecnici. Comunque nella norma vengono spiegati tutti i passaggi, sono assolutamente ben scritti e ben indicati. I cappotti, probabilmente lo sapete già, ma sono stati inventati dai tedeschi e hanno inventato un sistema che è relativamente semplice, ma al tempo stesso abbastanza rigoroso, quindi non si può improvvisare. Comunque ripeto, buoni materiali, buon progetto e buona posa. Tutto lì, è una definizione semplice, ma alla fine è così, perché devo dire che per diversi anni, soprattutto qua in Italia, molti progettisti hanno pensato bene che non progettare ed incassare fosse un buon metodo di sopravvivenza. Lo era forse negli anni scorsi, adesso che c'è la norma e la regola sulle asseverazioni delle prestazioni dei manufatti, quindi il progettista che non progetta è un pazzo, perché alla fine non ha nessuna garanzia che venga fatto quello che lui ha previsto. Quindi l'asseverare, fortunatamente da parte mia, ha rimesso in gioco la progettazione. Quindi avere la detrazione vuol dire avere un tecnico che assevera, e un tecnico che assevera è un tecnico che progetta. Inoltre nella norma trovate anche una parte che riguarda la manutenzione e il recupero dei sistemi ETICS, perché sistemi che sono stati fatti nei decenni scorsi ad oggi in alcuni casi possono essere recuperati. Anche qua c'è uno studio tedesco, ovviamente perché hanno un know-how molto più lungo del nostro, sulla durabilità dei sistemi cappotti, che dice che cappotti si possono mantenere e recuperare. Recuperare cappotti però significa ripararli, e si riparano danni di piccola entità. Quindi non andate a credere a sistemisti fuori sicuramente dall'ambito di Cortexa che pur vedendo il vostro sistema applicato completamente distrutto, con parti che si staccano, quant'altro, vi garantisce che mettendo, incollando sopra loro potete fare tutto quello che volete. No, assolutamente, non funziona così. Anche noi come Baumit abbiamo un sistema certificato per applicare un cappotto nuovo su un cappotto esistente, ma assolutamente devono essere fatte delle ispezioni preventive, devono essere verificati diversi parametri, e solo dopo aver verificato queste cose si può dare o meno l'ok per intervenire. In tanti casi purtroppo dobbiamo dire di no, perché il sistema esistente ha dei difetti troppo grandi per poter sfidare e applicare sopra un nuovo sistema. Dopodiché nella norma sono presenti delle appendici molto interessanti. Apro una parentesi, tutto quello che è presente nella norma potete trovarlo senza obbligo di acquisto della norma, scaricando gratuitamente il manuale Cortexa, che è perfettamente allineato, anche perché Cortexa ha partecipato attivamente alla realizzazione di queste due nuove normative. Quindi in realtà la norma parte già dal manuale Cortexa. In più quello nuovo è stato, ci sono delle aggiunte di alcuni particolari anche in più. Però come dicevo la norma prevede in appendice degli utili strumenti, e come spesso succede nelle norme si leggono, si consultano, e poi in appendice hanno degli strumenti che indicano ad esempio le quantità di tasselli, il numero e i vari dettagli costruttivi di un sistema a cappotto. E tutti questi dettagli, tutti questi accorgimenti in più servono poi agli applicatori, quelli più evoluti quantomeno, a capire come devono realizzare determinati nodi, ma aiutano anche il progettista a capire come progettare alcuni nodi particolari a cui prestare particolare attenzione quando vado a progettare un sistema a cappotto. Dopodiché ovviamente sono inserite nella norma anche le caratteristiche degli isolanti. Gli isolanti sono quelli definiti dal produttore del sistema certificato. Questo vuol dire che l'isolante va deciso col produttore del sistema. Poi
se il produttore del sistema dice guarda non te lo vendo io, te lo vende un altro, va bene, però le caratteristiche del pannello devono essere quelle che poi sono inseriti nel certificato, nella certificazione. Quindi il mio suggerimento è quello di non farsi convincere da chi produce solo i pannelli isolanti a fare un cappotto con il suo prodotto senza avere una certificazione del sistema o senza aggrapparsi ad una certificazione del sistema. Quindi la norma prevede tutta una serie di tabelle dei vari prodotti, dei vari isolanti che sono presenti sul mercato, che permettono comunque al progettista di verificare insieme con le schede tecniche dei vari prodotti se i prodotti forniti possono andare bene. Quindi sicuramente viene in aiuto, diciamo, queste schede vengono in aiuto al progettista che vuole verificare che effettivamente la scheda tecnica del prodotto sia conforme a quanto previsto. Inquadrato un po' gli aspetti normativi, seppur sinteticamente, ma i tempi nostri oggi sono stretti ovviamente, parliamo di sistema cappotto, perché il cappotto non è solo il pannello, ma è fatto di vari elementi. Puoi descriverci un po' cos'è il sistema cappotto? Assolutamente, hai detto bene, perché il cappotto è fatto da vari strati, sempre stando in un sistema certificato, e uno può scegliere, progettare e da un punto di vista applicativo proporre varie soluzioni in funzione di che cosa? Beh, sicuramente in funzione delle caratteristiche che vuole e delle prestazioni che vuole ottenere, poi ad esempio in funzione del tipo di sistema di fissaggio. Come dicevo prima, il sistema di fissaggio prevede sempre la colla per il semplice fatto che il cappotto deve trasferire le tensioni termiche al supporto al quale poi viene applicato, e le tensioni termiche sono tipicamente longitudinali e latitudinali lungo gli assi del pannello isolante. Poi sì, servono anche i tasselli per lavorare con la colla. In alcuni rarissimi casi, ma non li contemplo oggi perché se no andiamo troppo per le lunghe, è possibile anche non tassellare, ma da un punto di vista tecnico è sempre meglio prevedere anche la tassellatura di un sistema. Questo perché? Perché la tassellatura rappresenta un po' una polizza di sicurezza o la cintura di sicurezza, perché nel momento in cui per qualsiasi motivo dovesse in parte cedere il supporto o il collante, i tasselli non fanno cadere il sistema, o quantomeno il più delle volte. Quindi è molto importante sicuramente anche qui utilizzare i tasselli. Quello che non può essere mai evitato per evitare spaccature e rotture nel cappotto, ripeto fino allo sfinimento, è il collante, a meno che non si utilizzano delle guide o dei profili che trasferiscono in maniera lineare le tensioni, ma qua entriamo in un altro ambito. I tasselli ovviamente devono essere fissati in modo corretto, e credetemi, anche solo parlare di tasselli ci vorrebbe una mezza giornata, perché anche qui c'è una norma che prevede come eseguire il foro del tassello, come pulirlo, che dimensioni, che profondità e quant'altro. Sicuramente bisogna avvalersi anche in questo caso di tasselli certificati, perché i tasselli hanno una loro certificazione, devono essere da cappotto e devono rientrare poi nel sistema certificato dal sistemista. Devono essere abbastanza rigidi, devono avere un carico di rottura minimo previsto. Il piattello deve essere abbastanza rigido per evitare il passaggio del pannello attraverso la testa del tassello, e per questo ci sono anche dei diametri delle teste dei tasselli definite in maniera tale che possa svolgere questa funzione. Dopodiché c'è l'isolante. L'isolante da cappotto è un isolante specificatamente previsto per i sistemi a cappotto. È una definizione semplice, ma deve essere così, perché ho visto anche qua, per questione di costi, applicare isolanti che nulla avevano a che vedere con i sistemi a cappotto. Quindi devono essere da cappotto, questa definizione dice tutto. Dice che quindi che non qualsiasi isolante può andare bene, dice che la conducibilità termica
quel famoso valore di calcolo che deve essere certificata in modo rigoroso. Quindi non esistono isolanti da cappotto che hanno una conducibilità sotto lo 0,015. Questi sono valori che un progettista può prendere e asseverare per asseverare la prestazione, ma deve essere certo che quel valore indicato sia effettivamente quello reale, quello verificato. Quindi anche qui non vi fidate, parlo dei progettisti ma anche degli applicatori che spesso purtroppo devono lavorare senza un progettista che ne capisca qualcosa o addirittura senza un progettista, perché capita anche questo, ad oggi non è obbligatorio. Non vi fidate dei lambda equivalenti, dei lambda dry, dei lambda su Marte. Il lambda è il lambda D, che è prodotto dalla marcatura CE del pannello isolante, e questo sì che viene certificato e verificato da un ente terzo, e questo è il valore che poi serve. Dopodiché è chiaro che l'isolante va progettato, il cappotto si presta molto bene alla prestazione igrotermica, questo perché l'edificio, isolando dall'esterno, si impediscono le condense, e questa non è nessuna magia, è semplicemente fisica tecnica. Non esiste con il cappotto, se è progettato bene, ovviamente qua rientra sempre la progettazione, non esiste la possibilità che la curva di pressione di vapore e quella di saturazione si incontrino all'interno della struttura, quindi vuol dire che vado a eliminare le possibilità di condense all'interno della struttura. Parlo di condense, non di infiltrazione, che sono un'altra cosa. Comunque questo con buona pace di chi sostiene che i cappotti vanno a soffocare le nostre abitazioni. Non è assolutamente vero, però è vero che bisogna fare attenzione alla giusta progettazione. I materiali isolanti sono poi di varia natura, i più famosi ovviamente sono i polistiroli. Diciamo che il super bonus col fatto che comunque prevede dei costi per il sistema cappotto abbastanza elevati, comunque buoni, sta permettendo comunque di iniziare a vedere capitolati anche con altri pannelli isolanti più performanti, che permettono più che altro di risparmiare spessore, e tante volte è determinante questo per scegliere un sistema piuttosto che un altro. Però non andate a pensare che fare un sistema NPS vuol dire fare un sistema povero, tutt'altro, perché è vero che è il pannello più economico, ma ha un ottimo rapporto costo-prestazioni. Quindi in più ci sono tante soluzioni, come quello della foto, che è un EPS traspirante, ma anche questo purtroppo non è la giornata giusta per parlarne. Comunque diciamo che l'EPS rappresenta ad oggi nel mercato italiano più o meno l'85% dei sistemi cappotto che vengono realizzati, dopodiché c'è la lana minerale, il poliuretano, resina fenolica e via via altri pannelli. Come si verifica il materiale? Vabbè, la marcatura CE del sistema, ovviamente, perché ogni sistema certificato ha poi una propria marcatura CE del sistema, e poi anche il singolo materiale ha una sua dichiarazione, soprattutto se si tratta di EPS o lane minerali, hanno delle dichiarazioni obbligatorie anche a livello penale, cioè sono rilevanti, come la prestazione del DOP, dove viene in pratica dichiarate quelle che sono le prestazioni, e lì si capisce se il pannello è da cappotto oppure no. Comunque devo sempre verificare che le caratteristiche principali del pannello isolante che vado a utilizzare siano le stesse che vengono riportate all'interno della certificazione ETA del sistema. C'è un capitolo specifico nella certificazione del sistema che indica proprio le caratteristiche che deve avere un pannello. Quindi se il pannello non è conforme a quanto indicato, non può essere utilizzato per quel sistema, a meno che non sia il sistemista con una dichiarazione ufficiale a dire: guarda, per il mio sistema puoi utilizzare anche quel pannello con quelle caratteristiche. Quindi deve essere comunque una dichiarazione fatta dal sistemista. Quindi il produttore di isolante da solo non può dire
che è il pannello idoneo a un determinato sistema di un altro di un sistemista. Quindi può dire che il suo pannello in generale è un pannello da cappotto, questo assolutamente sì, ma per essere certificato per quel sistema deve fare sì che tutte le caratteristiche combacino con quelle dichiarate poi dal produttore. Questo che vedete a video è un esempio delle tabelle che si possono trovare nella norma UNITR, ma anche nel manuale Cortexa, appunto con indicate le caratteristiche principali che dovrebbero avere, caratteristiche tecniche che dovrebbero avere in linea di massima i vari materiali isolanti che sono presenti ad oggi sul mercato. Sì. Noi siamo un po' stretti con i tempi, ti chiederei di fare un cenno proprio ai CAM, in ottica proprio Superbonus, Sì. che li richiama esplicitamente, e poi dovremo andare un po' più veloci per andare in chiusura. Ok. Sì, col CAM proprio velocemente, perché se ne è parlato penso a sufficienza negli ultimi mesi, CAM o non CAM. Ovvio, per rispondere ai requisiti del Superbonus bisogna far sì che i pannelli isolanti che vado a utilizzare rispondano poi, siano adeguati ai criteri ambientali minimi. C'è questa tabella con all'interno tutta una serie di pannelli isolanti che devono avere al loro interno una certa percentuale di materiale riciclato in funzione della tipologia di materiale. Solo una piccola precisazione, alcuni pannelli non sono presenti in questa tabella perché non hanno necessità di avere, non hanno l'obbligo di avere del riciclato all'interno. Devono rispettare altri parametri previsti dai CAM, come ad esempio mi viene in mente l'autoespandente che non deve andare in contrasto a rovinare l'ozono e quant'altro, che però possono essere utilizzati anche pannelli isolanti che non sono espressamente indicati nella tabella. Poi giusto velocemente, allora, altro aspetto importantissimo dei sistemi a cappotto è la rasatura armata. È uno degli aspetti determinanti, perché se faccio bene la rasatura armata, probabilmente nel 90% dei casi non avrò problemi né di segnalazioni né di rotture sul sistema a cappotto, perché la rasatura è quella che dà la resistenza agli urti al mio sistema. Quindi ci sono delle misure minime che devono essere rispettate di spessore, la rete deve essere posizionata nel modo corretto. Per aumentare la prestazione agli urti di un sistema a cappotto lavoro sulla rasatura armata. Attenzione, non andiamo a mettere pannelli estremamente rigidi perché fanno esattamente l'opposto. Un pannello estremamente rigido, isolante, cosa fa? Riceve un urto violento accidentale, tende a spaccarsi, quindi il cappotto si rompe e rimane piegato. Un pannello più elastico al di sotto tende ad assorbire l'urto e ritornare in posizione. Quindi per aumentare la resistenza agli urti di un sistema cappotto si lavora sulla tipologia, sugli spessori della rasatura armata. Così come deve essere assolutamente certificata la rete della rasatura armata. Anche questa è indicata dal sistemista. Quindi non andiamo a prendere reti strane che promettono chissà quali mirabolanti magie, ma poi non sono idonee per un sistema a cappotto. Quindi assolutamente anche qua fidiamoci dei sistemisti. Ultimo strato, la finitura a spessore. Anche qua le finiture non sono meno importanti, va scelta in funzione delle caratteristiche che voglio avere, ma in funzione anche del sistemista. Quindi anche qua è il sistemista che indica cosa utilizzare. Alcune delle caratteristiche che deve avere poco assorbimento all'acqua, una buona diffusione al vapore, perché il cappotto prevede che tutti gli strati devono avere comunque una certa facilità di passaggio a vapore acqueo, perché in un sistema a cappotto è vietata la barriera al vapore, quindi deve esserci sempre la possibilità di passaggio del vapore. Dopodiché le finiture ovviamente devono avere idrorepellenza e devono essere antimuffa, ma non solo sulla carta, devono effettivamente avere dentro prodotti che permettono appunto di proteggere dai microrganismi nel tempo le finiture. Simone, per andare in chiusura, illustraci brevemente allora come è composto anche il sistema certificato Sì. cappotti, in maniera che abbiamo chiaro anche questo aspetto. Allora, ribadisco il concetto assolutamente importante del sistema certificato. Dico subito, ad oggi non è obbligatorio e lo trovo una pazzia.
non avere un sistema certificato, perché questo vuol dire non avere interlocutori che garantiscono il prodotto. Però per il momento non è obbligatorio, se non è presente nel capitolato o nel contratto, nel progetto, teoricamente uno può utilizzare anche un sistema combinato. Però l'impresa che utilizza un sistema combinato poi voglio vedere come fa a garantire, perché deve presentare, e questo è tenuto a farlo, le prove di resistenza al fuoco, le prove di resistenza agli urti, le prove di stabilità dimensionale, e voglio vedere come fa a garantire il sistema combinato che va ad applicare. In caso di un sistema certificato, il responsabile di quel sistema è il sistemista. Quindi vuol dire che io, Baumit, ad esempio, se ti vendo un sistema certificato, sono responsabile per la funzionalità, quindi sono io che devo darti tutti gli attestati, tutte le documentazioni e tutte le garanzie del caso. La norma è questa qua, le linee guida sono le ETAG 004, in realtà adesso c'è che la lì, ma non è il momento di parlarne. Questo è il frontespizio, quello sulla destra delle linee guida. Tenete presente poi che l'importanza del certificato è che tutti i prodotti che io ti sto dando devono essere contenuti in questo certificato. Quindi il collante rasante, il pannello isolante, i tasselli, la rete d'armatura, il fissativo, la finitura a spessore, sono tutti indicati nella certificazione che noi andiamo a fornire. Le certificazioni sono onerose, certo, costano circa dai 40 ai 50 mila euro per ogni sistema, perché si impiegano molti mesi e molti soldi, appunto, ma d'altronde vogliamo essere sicuri che quello che forniamo effettivamente poi funzioni. Si fanno delle prove in una camera climatica dove viene messa dentro una parete OTA dove viene posizionato il sistema cappotto, viene messa in questa stanza climatica dove per 24 ore su 24 per un mese vengono riprodotte le varie situazioni, caldo, freddo, asciutto, bagnato, pioggia, poi si porta il cappotto a più 70 gradi, poi a meno 20, alla fine questa parete viene estratta e nella sua configurazione peggiore non devono essere presenti né graffi né lesioni. Dopodiché su questa parete vengono effettuate tutte le varie test di resistenza allo strappo, agli urti e quant'altro. Solo una volta superate queste prove il sistema viene messo poi sul mercato. E questo è un po' quello che viene con la certificazione. Ti chiedo di chiudere solo presentando, visto che so che voi fate un lavoro molto interessante, la casa madre Baumit, di ricerca proprio anche sulla verifica nel tempo delle prestazioni di cappotti e che addirittura c'è un parco, diciamo, tecnologico in cui avete realizzato dei piccoli edifici su cui state testando proprio la durata. Esatto, sì, non solo la durata. In realtà la domanda che ci si è posti è se i muri delle nostre abitazioni potessero parlare, cosa ci direbbero? Perché è vero che sulla carta a laboratorio posso fare prodotti splendidi, però nel tempo cosa succede sia all'interno dell'abitazione e sia cosa succede al sistema cappotto quando è messo in una situazione reale di utilizzo. Quindi è stato realizzato circa 6 anni fa il Viva Park, vicino a Vienna, dove c'è la sede principale di Baumit, che è il più grande parco di ricerca in Europa e probabilmente anche a livello mondiale per i materiali da costruzione. Sono stati costruite diverse casette, ci sono oltre 4 anni di ricerca, veramente siamo quasi a 6, con più di 5 milioni di dati che sono già stati analizzati. In pratica all'interno del Viva Park vengono comparati, analizzati e studiati moduli abitativi che sono stati realizzati con i differenti sistemi costruttivi che sono presenti oggi sul mercato, quindi avremo, sono edifici da più o meno 4 metri per 3, tutti uguali, tutti con una finestra e con una porta, e sono realizzate appunto con diversi sistemi costruttivi, c'è quindi quello con le pareti in calcestruzzo, quelle in mattone, quelle in legno, quelle in struttura leggera, perché tutti quelli che si trovano oggi sul mercato. Ovviamente tutti gli edifici hanno le stesse condizioni climatiche interne e lo stesso valore di trasmittanza U, quindi i sistemi a cappotto che abbiamo applicato sono diversi per poterli studiare, ma hanno tutti spessori diversi perché la struttura finale di tutti gli edifici deve avere lo stesso valore di trasmittanza, in questo caso 0,15, per poter avere dati comparabili ovviamente per tutte le abitazioni. Quindi qua vengono studiate tutte le possibili combinazioni.
Negli edifici è simulato il comportamento come se fossero abitati, quindi ad esempio viene rilasciato durante la giornata ad intervalli del vapore in maniera tale che va a simulare l'umidità che si produce all'interno delle case quando si cucina, quando si fa la doccia, quando si respira. In ogni edificio ci sono circa 30 sensori di misurazione che vanno a rilevare tutte le diverse caratteristiche fisiche osservabili 24 ore su 24, e dei diversi materiali da costruzione utilizzati vengono controllati anche le interazioni tossicologiche, il benessere, la comodità e gli effetti sulla salute, perché una cosa determinante che viene anche studiata, oltre a quanto dura e come si comporta un cappotto all'esterno, è come cambiano le condizioni di salubrità all'interno delle nostre abitazioni quando ho una costruzione con un sistema cappotto e quando ho lo stesso tipo di edificio senza il sistema cappotto. Quindi ci sono innumerevoli test che vengono eseguiti. Vi invito, se siete curiosi, comunque ad andare sul nostro sito che è baumit.it. C'è un link per accedere direttamente al sito del Viva Park, dove per ogni singola casetta trovate di come è composta, che tipo di sistema cappotto ha e che dati sono stati raccolti. Cosa importante che non ho detto, scusate, che questi dati vengono sì studiati dal laboratorio interno, però in realtà vengono mandati anche ad enti esterni, per ad esempio l'OSTER, che è l'Istituto di ricerca sulla biologia dei materiali da costruzione, all'Università di Medicina di Vienna e ad altri istituti simili. Questo perché? Perché solo conoscendo esattamente quale effetto hanno i materiali da costruzione sul clima domestico, sulla salute dell'uomo e quant'altro, possiamo sviluppare e migliorare i prodotti nel tempo. Quindi sicuramente è una cosa decisamente importante da un punto di vista tecnico, ma anche di curiosità, insomma. Perfetto, grazie mille Simone, vedo che bene, ci sono i tuoi recapiti, abbiamo numerose domande che ti chiederò ormai alla fine, però eventualmente potete indirizzarle direttamente, abbiamo chiesto ai nostri relatori di rendersi disponibili ovviamente a rispondere anche via mail alle domande, perché prevedevamo che oggi ci fossero numerosi quesiti, quindi riceverete le slide e troverete anche i recapiti a cui indirizzarle, comunque eventualmente prendetene nota già adesso. Io approfitto invece di voi per chiedervi, visto che stiamo programmando un po' i webinar del prossimo anno, di rispondere a questa domanda. Vi farò una serie di sondaggi durante questo webinar per chiedervi un po' se siete interessati ad approfondire alcune di queste tematiche. Potete rispondere a entrambe, a una sola, o non rispondere affatto se la tematica non vi interessa, e così in maniera che abbiamo anche un feedback anche noi per capire quali argomenti trattare nel corso dei prossimi webinar che faremo, soprattutto nel prossimo anno. Torneremo sicuramente, ci siamo ripromessi anche sul super bonus in maniera da seguirne gli step evolutivi, le novità. Abbiamo chiesto a Irene Cosano anche di essere con noi. Ma ci interessa anche capire se gli argomenti che abbiamo trattato oggi e tratteremo molto brevemente, come il cappotto ad esempio, possono avere un riscontro anche da parte vostra per quanto riguarda la tematica di interesse. Allora, chiudo il sondaggio, condivido con voi i risultati, vedo che è indicativo, lo segnalo anche a Simone Tagliente, magari per interesse per sviluppare le tematiche e altro. Allora Simone, visto che con i tempi siamo un po' in là, ti giro un po' di domande alla fine. Adesso direi di lasciare spazio al prossimo relatore, che è Denis Trovò. Lo invito a comparire a video e con lui andremo invece a trattare eccolo. Perfetto, ci senti? Hai l'audio attivo? Devi riattivare l'audio, aspetta. Ti assegno il ruolo di relatore. Intanto. Denis Trovò ci parlerà invece di quelli che sono i sistemi per intervenire su edifici esistenti, per riqualificarli sia dal punto di vista energetico, ma anche strutturalmente. Allora, Denis, ti chiedo di... ecco.
Perfetto, adesso il tuo audio è attivo. Ok, adesso mi sentite? Buon pomeriggio a tutti. Benissimo, allora, Dennis, come dicevo, allora, lavora per un'azienda, un tecnico di un'azienda che è BioIsotherm, e chiedo a lui innanzitutto, magari brevissimamente, di spiegarci chi è, cosa fa BioIsotherm, ma anche di parlarci delle tecniche di rinforzo di edifici esistenti, in particolare di una soluzione che BioIsotherm ha sviluppato, che è quella con pareti in calcestruzzo con casseri isolanti. Innanzitutto iniziamo da questa, ma poi approfondiremo ancora qualcos'altro con lui. Perfetto, Prego. posso andare? Grazie Ferdinando. Allora, ho visto infatti che siamo un po' tirati con i tempi, quindi allora io sono l'ingegnere Dennis Trovò, lavoro per la BioIsotherm, come avete già sentito, vi ha anticipato il collega. In questi 20 minuti che mi rimangono, visto i tempi stretti, io volevo proporvi alcune tecnologie, alcuni sistemi costruttivi per accedere al super bonus 110 non solamente in un'ottica di efficientamento energetico, ma anche in un'ottica di miglioramento strutturale antisismico, o per come la definisce la normativa, di riduzione del rischio sismico, attraverso i prodotti dell'azienda. Per chi non ci conosce, BioIsotherm è un'azienda con sede operativa a Padova, si avvale di diversi siti produttivi logisticamente distribuiti nel territorio, che attraverso una serie di consulenti tecnico-commerciali propone al settore edile tutta una serie di materiali, sistemi, prodotti, combinazioni di questi per ottenere involucri altamente efficienti. Per qualsiasi tipologia di edificio, per qualsiasi destinazione, quindi dal semplice residenziale agli uffici, passando per l'edilizia scolastica oppure direzionale. Come si inserisce BioIsotherm in questo panorama del super bonus? Oggi parleremo di sistemi a cassero in Neopor per pareti portanti, di pannelli cassero in EPS per solai, quindi in un'ottica di riqualificazione sia energetica che strutturale. BioIsotherm possiede anche una linea parallela di sistemi a cappotto tipo ETICS certificati, quindi anche in questo caso riqualificazione energetica ed estetica, non dimentichiamoci esiste anche il super bonus e il bonus facciate, e una linea parallela di lastre in gesso fibro rinforzate per contropareti e divisori interni, quindi invece in un'ottica di riqualificazione energetica in tema di isolamento dall'interno ed eventualmente prestazionale acustica al fuoco. Quindi ci sarà una prima parte per le pareti, una parte centrale parleremo dei solai, nella parte rimanente vi introdurrò il tema della demolizione e ricostruzione come intervento già accennato dalla collega all'inizio attraverso i sistemi di utilizzo sistemi ICF. Questo è un po' il panorama italiano per quanto riguarda gli ultimi eventi sismici. Quindi vediamo edifici in muratura dove si vede la loro vulnerabilità alle azioni sismiche attraverso collegamenti insufficienti tra pareti e solai, che innescono quei cinematismi di ribaltamento fuori piano, oppure pareti snelle per elevate altezze di interpiano. Sappiamo che gli edifici in muratura soffrono per la resistenza a taglio, quindi tipiche fessure diagonali, o eventualmente se ci spostiamo alle strutture in calcestruzzo, la lesione dei nodi dei telai, oppure l'espulsione del tamponamento verso l'esterno o solamente del paramento esterno nel caso di muri a cassetta. Esistono tutta una serie di tecniche di rinforzo, di valevole applicabilità, l'intonaco armato, il betoncino, connessioni, i nastri in fibro rinforzato per ottimizzare quella che è la resistenza a taglio della muratura, per rinforzare la resistenza a flessione delle travi, a compressione di pilastri, tecniche più invasive tipo le camicie metalliche, tutte tecniche rivolte ad un solo elemento costruttivo, a migliorarne le caratteristiche prestazionali meccaniche. Eventualmente in un'ottica di edificio con traventamenti metallici, solitamente perché sono leggeri, quindi si utilizza le strutture in acciaio. Quando ci troviamo, innanzitutto abbiamo isolato quelle che sono la parte strutturale, ma non abbiamo isolato il nostro elemento, il nostro edificio. Quindi quando ci troviamo con una non corretta distribuzione degli elementi resistenti, per esempio nelle murature si parla di maschi murari, quando sono insufficienti da una o due le direzioni, o eventualmente quando ho esaurito, a post evento sisma, tutta la mia energia per quanto riguarda i telai, posso introdurre delle pareti, che nel caso di edifici in muratura sono di nuovi maschi murari, posti in affiancamento, o nel caso di edifici in calcestruzzo delle vere e proprie pareti di controventamento. Stiamo parlando di pareti in calcestruzzo armato ottenute attraverso una cassaforma autoportante formata da piccoli elementi modulari tra di loro che si incastrano perfettamente a mano, composte da due lastre isolanti. Sono lastre in EPS Neopor, quindi additivato con graffite a conducibilità termica migliorata, una landa di 0031, che sono collegati in modo equidistante che mi trattengono la spinta del calcestruzzo a dei distanziali in acciaio, distanziali opportunamente sagomati per l'alloggiamento delle armature.
Quindi quando mi trovo un edificio esistente del quale devo intervenire, vado in accostamento con questa cassaforma opportunamente montata in cantiere, collegata a piano di fondazione e a cordolo di solaio esistente con opportuni connettori o ferri inghisati. Si tratta di una parete gettata in opera dove tutte le armature, sia verticali che orizzontali, vengono posizionate in opera. Esistono tutta una serie di particolari di attacco, l'attacco in fondazione su diverse tipologie di muratura o in mattoni o in pietrame o pietra ricostruita, diciamo, che non è disgregata, diciamo. E tutta una serie di particolari anche in copertura, se è una copertura in legno, se è una copertura in calcestruzzo con cornicione, attacco sui terrazzini, quindi le armature passanti. E questo è il classico esempio dell'attacco del cordolo di piano su un solaio già esistente. Come si inquadra questa tipologia di intervento all'interno del Superbonus? Sicuramente come intervento antisismico, efficace. Stiamo parlando di una parete dove la struttura esistente continua a sostenere i carichi verticali e non dovrà preoccuparsi di sostenere quelle che sono le azioni sismiche, quindi le forze orizzontali, perché verranno prese in considerazione da tutta questa pelliccia, diciamo, strutturale e doppiamente isolata. Sicuramente anche un intervento energetico efficiente. Questi sono i limiti da rispettare secondo il nuovo decreto 0,23 per le nostre zone qui in Veneto, quindi zona climatica E. Già con il nostro mattone, dal nostro mattoncino dei 30 cm siamo già a 0,22, quindi ampliamente, diciamo, a copertura del decreto. E soprattutto dal punto di vista cantieristico è possibile operare solamente dall'esterno, quindi in questo modo non vado ad intralciare quelle che sono le attività organizzative all'interno del fabbricato. Questi sono alcuni esempi in un edificio residenziale, stiamo parlando di una casetta dove hanno sostituito completamente i tamponamenti tra le strutture a telaio con queste tipologie di pareti. Dopo in seconda battuta rivestiranno anche magari con un materiale più performante per attenuare il ponte termico rispondente alla struttura con delle lastre più performanti. Questo è l'edificio completo, quindi si tratta non solamente di interventi strutturali, ma di una combinazione di quello che è l'intervento strutturale abbinato anche a un intervento architettonico. In questo caso si sono chiuse delle aperture, se sono aperte delle altre, però potete vedere la continuità della parete di controventamento nei due piani. Altro edificio, questa è un'altra chiesa, qui in questo caso hanno fatto un ampliamento lavorando completamente dall'esterno, quindi rifacendo tutte le facciate, qui era un colonnato esistente, hanno avanzato tutta la parete in un unico filo, diciamo, quindi sono scomparse in questa nuova situazione tutto il colonnato, si sono riprese le stesse aperture da una parte, se ne sono create di nuove dall'altra. Questo è il collegamento dei ferri della parete con il colonnato. Questo è l'attacco in fondazione. Vi precisavo che nel caso delle pareti, finché sono a piano terra, lavoro con una serie di puntellature che noi forniamo a noleggio. Nei piani superiori, qualora non vogliamo intervenire dall'interno, andiamo con della puntellatura, con un banchinaggio provvisorio a contrasto, diciamo, con delle tavole connesse solidamente con la parete gettata inferiormente. E per quanto riguarda invece l'intervento sui solai, appunto, che vedo qui alcune problematiche tipiche di molti solai. Guarda, mi ha anticipato perché prima ho fatto vedere le casistiche, diciamo, relativamente agli edifici. Adesso facciamo vedere solamente per gli orizzontamenti e queste sono alcune delle casistiche che ci capitano sotto mano. Quindi possono essere dei solai che non hanno lavorato bene a flessione, quindi hanno una certa deformabilità anche nel tempo. Nei solai in legno sappiamo che hanno dei problemi per quanto riguarda l'acustica e i rumori di tipo impattivo, quindi i rumori di calpestio, oppure non hanno delle buone connessioni con le pareti laterali per umidità, quindi ammaloramento delle teste, o eventualmente anche in edifici di recente costruzione ci troviamo a costruire di nuovo le coperture perché sono state danneggiate da incendio, la tipica canna fumaria che innesca l'incendio anche alla membrana bituminosa e si protrae a tutto il solaio. Oppure nei solai di copertura, nel qualora dovessimo rifarli perché si vedono arrivare dei nuovi carichi per il cambiamento di destinazione d'uso derivanti anche da sopraelevazioni, e ricordiamoci comunque magari su solai che devono ancora avere un adeguato grado di isolamento. È pensabile quindi, qualora ci fosse la concomitanza di più questi fattori, realizzare dei nuovi solai, una ricostruzione attraverso una pannellatura leggera totalmente con casseratura isolante. Stiamo parlando dell'EPS, quindi polistirene espanso sinterizzato, opportunamente sagomato per l'incavo del travetto che risulta già isolato inferiormente da un fondello a spessore variabile. Quindi si tratta di solai in calcestruzzo armato a traveti dove tutte le armature e il getto viene effettuato in opera. Questo tipo di pannellatura può essere accessoriato anche di elementi che ne garantiscono una certa autoportanza, oppure il suggerimento per una predisposizione di finiture in cartongesso.
I pannelli sono modulari da 60 cm, vengono forniti a misura in base alla luce da coprire, vengono posati su un impalcato provvisorio con un banchinaggio ogni 2 metri e dopodiché seguono tutte le regole degli solai di tipo tradizionale, quindi l'armatura integrativa viene posizionata in opera ed il getto del calcestruzzo segue le normali procedure dei solai di tipo tradizionale. Perché utilizzare questa tecnica di intervento e qual è il suo valore aggiuntivo? Sicuramente la leggerezza del pannello. Tenete presente che un pannello lungo 6 metri pesa circa 30 kg, quindi facilmente movimentabile da 2 persone. Leggerezza anche del solaio gettato, ho un risparmio di circa 150 kg a metro quadro rispetto a un solaio tradizionale. Questo mi permette di non appesantire ulteriormente le pareti esistenti e comunque diminuire lo scarico in fondazione. Ho un'autoportanza fino a 2 metri, il doppio rispetto a un solaio tradizionale, e quindi si traduce in cantiere con un minor utilizzo di puntelli e di banchine, e queste inserzioni, diciamo, questi profili AC che vedete, sono posti a 1 centimetro dal fondo del cassero e servono per la predisposizione del fissaggio in cartongesso, o in aderenza o eventualmente disposto su struttura. Semplicità di posa per questi solai. Questa è una nostra case history che abbiamo sviluppato, qui siamo a Como. In questo intervento ci sono demolite nello stesso tempo, solitamente non si fa così, si procede a gradoni, tutte le strutture portanti sia verticali che orizzontali, quindi si è svuotato completamente l'edificio, dopodiché si è riconvertito ad albergo, siamo 4 piani fuori terra ed è stato coperto da una tensostruttura fissa per proteggerlo dalle intemperie. Quindi non c'è la gru in cantiere, non è possibile il carico-scarico dall'alto. Quindi tutta la pannellatura del solaio è stata posizionata ad ogni quattro sul ponteggio esterno ed è stata passata all'interno delle forometrie del fabbricato stesso a mano. Quindi si caricavano completamente i camion per ottimizzare i trasporti e i pannelli venivano banchinati, stoccati provvisoriamente o in solai appena gettati oppure in solai appena posati, in modo tale da dopodiché posizionare tutti i pannelli che sono siglati nell'opportuna posizione all'interno dell'impalcato. Questo significa velocizzare notevolmente l'operazione di cantiere e in tutta sicurezza. Eccellenti prestazioni meccaniche, mi sembra quasi sottinteso visto che è un pannello totalmente in EPS. Il vantaggio è che utilizziamo nella struttura grezza già un isolamento integrato. Questo mi permette di togliere un eventuale isolamento superiore solitamente posto nel pacchetto massetti. Eventualmente, se non mi è sufficiente l'isolamento che ha il pannello, lo posso aumentare andando ad agire sullo spessore del fondello, quindi passando da un fondello maggiore e garantendo maggiori performance di trasmittanza termica. Spesso ho utilizzato questa modifica del fondello nei solai di copertura o nei solai sui piani di PLT, quindi a confinamento di ambienti freddi. Eventualmente in un nostro cantiere abbiamo anche utilizzato un impianto di tipo radiante a soffitto di spessore ridotto in virtù del radiante a pavimento posto sul pacchetto massetti superiore, andandolo a fissare direttamente ai nostri profili per il cartongesso. Questo ha permesso ulteriormente di diminuire lo spessore del solaio. Anche perché se pensate, solitamente interveniamo su edifici esistenti dove si abbattono dei solai vecchi che hanno spessore sottile e dobbiamo intervenire con delle performance attuali energetiche che solitamente facciamo fatica a raggiungere con spessori ordinari. Efficacia dell'intervento. Come si realizza? Si tratta di realizzare tutta una serie di cordolature in affiancamento alle pareti esistenti, opportunamente ancorate alla parte strutturale con delle tasche di ancoraggio, in modo tale come se io avessi una mano e le mie unghie sono tutte le mie tasche di ancoraggio. In questo modo io vado a fissare i ferri del mio solaio direttamente al cordolo di ancoraggio. Quindi lungo la direzione della pannellatura avrò delle tasche di ancoraggio, nella parte ortogonale saranno sufficienti solamente delle spinutature anche a livello di cappasolaio. Con questo tipo di intervento sicuramente vado ad un recupero flessionale del vecchio solaio e inserisco un diaframma rigido nel proprio piano che mi assicura la trasmissione delle forze sismiche ad ogni parete, in modo rigido diciamo ad ognuna delle pareti. Vado innanzitutto a ripristinare un comportamento scatolare dell'edificio, che questo mi dà maggiore performance diciamo a livello globale, e quindi vado a ridurre quegli inneschi di cinematismi tipici degli edifici in muratura di ribaltamento fuori piano o parzialmente del timpano o totalmente di tutta la facciata. Con questa tipologia di intervento raggiungo un certo grado di sicurezza che mi permette anche la scalata nella scala di rischio sismico. Quindi sicuramente una tipologia di questo intervento mi fa rientrare sia dal punto di vista energetico, pannello totalmente isolante, che dal punto di vista sismico. Una piccola parentesi.
questa che vedete qui è una tabella del vecchio sisma bonus. Quindi come potete vedere è rimasto invariato l'importo, sono rimasti invariati il numero di anni, la tempistica, però ci sono diverse percentuali di detrazione in base alla destinazione, se condominiale o meno, oppure al salto di classi che io riuscivo a fare. Quindi il legislatore dava una certa premialità in base all'efficacia dell'intervento. Oggi con il sisma bonus 110 tutto si è appiattito, o meglio si è esteso al 110%, eliminando il salto di classe. Quindi i professionisti non devono più fare una valutazione dell'efficacia dell'intervento. Tanto che è messo qualsiasi tipo di intervento, anche interventi locali di semplice messa in sicurezza statica, quindi forze gravitazionali, senza alcun salto di quota. Attenzione, il legislatore ha fatto questo, dall'altra parte ha detto però lo asseveri tu, quindi resta a carico del professionista l'asseverazione della tipologia dell'intervento. Con un intervento di questo tipo, e ne abbiamo visto l'efficacia, sicuramente il tecnico può asseverare in modo tranquillo dal punto di vista sismico. Uno potrebbe anche dirmi, beh, ma a me non interessa tanto il recupero sismico, a me interessa solamente il livello energetico, perché ma eventualmente sto facendo un cappotto e quindi per raggiungere il 25% di superficie disponente utile per raggiungere il superbonus, mi basta solamente quello lì. Certamente, quindi tu puoi abbattere il tuo solaio, fare solamente l'intervento di tipo energetico perché te lo permette, perché sono intese, le detrazioni fanno riferimento a tutte le spese anche per demolizione e ricostruzione del singolo elemento costruttivo. Quindi se tu abbatti la copertura, sicuramente tutte le spese di demolizione e ricostruzione si rifanno alla detrazione. Questo è un altro esempio che volevo dire, non solamente per parlare di solai di interpiano o di copertura, ma tutte le superfici disperdenti si considera anche le superfici a contatto con il terreno. Quindi questa, la tipologia ricalca quello che vi ho già detto, l'unica nota di diverso è che il banchinaggio che mi permette l'autoportanza in prima fase è un banchinaggio a perdere, solitamente fatte con muricci o comunque con tavolato a rimanere. Comunque in questo caso tengo un solaio. Dimmi. Sì, abbiamo visto delle tecniche per riqualificare ovviamente gli edifici, però quando si interviene su edifici esistenti, in alcuni casi sappiamo che bisogna porsi la domanda anche se conviene intervenire o se demolire e ricostruire. E in quel caso la vostra proposta qual è? Sì, guarda, sicuramente in base a quello che abbiamo davanti, abbiamo di fronte, non sempre si può in qualche modo intervenire singolarmente o sulla singola parete o sul singolo solaio. Alcune volte gli edifici, specialmente post-sisma, sono così talmente deteriorati che è conveniente un intervento di demolizione e ricostruzione. E qui mi conviene passare direttamente all'ultima parte del mio intervento, negli ultimi 5 minuti che mi rimangono. Gli interventi di demolizione e ricostruzione infatti sono tra gli interventi spinti all'interno del legge 77, quindi che introduce il superbonus. Quindi in un'ottica anche qui di riqualificazione sismica, quindi di riduzione del rischio sismico, è preferibile la demolizione con ricostruzione attraverso una tecnica che vi suggerisco, è quella dell'abbinamento tra i due materiali che vi ho fatto vedere finora. Quali sono le condizioni? Purché l'edificio ricada nelle zone 1, 2 e 3, sono escluse le zone sismiche 4, si abbia una riduzione del rischio sismico, quindi va fatta una ante e post valutazione, e comunque il nuovo edificio che costruiscono devono avvalersi delle attuali normative anche in termini di efficienza energetica. Particolarmente interessante, come si diceva nella prima parte dall'architetto Cosano, il bonus acquisti. Quindi anche il committente che acquista un edificio che deriva da demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico ha un bonus di 96.000 euro sul valore di acquisto. Particolarmente incentivata questo tema perché è stato in abbinamento col decreto semplificazioni che ha corretto, ha rivisto la definizione di ristrutturazione edilizia. Ad oggi è possibile demolire e riqualificare con un nuovo edificio che ha una diversa sagoma, un diverso prospetto, collocarlo in un diverso sedime nella mia area di intervento e addirittura aumentarlo di volume, quindi caratteristiche plano-volumetriche tipologiche. BioIsotherm vi propone questo sistema che è l'abbinata dei due prodotti visti finora, che rientra nel modo internazionale nei sistemi ICF, quindi Insulated Concrete Form, casseformi isolanti per calcestruzzo, che in Italia prende il nome di ICF SAD, Sistemi ad armatura diffusa. In questa tecnologia BioIsotherm vanta un'esperienza con più di 35 anni di attività. Perché scegliere questo sistema? Beh, innanzitutto per l'aspetto sismico, quindi si parla di struttura sismo resistente.
Innanzitutto si tratta di una struttura dove in un'unica fase riesco a realizzare la struttura portante, la parete di chiusura, quindi il tamponamento, e anche la struttura di controventamento, nonché già isolata. Tutte le pareti che vado ad inserire sono tutte pareti strutturali che mi riescono a resistere ai carichi verticali e anche alle azioni sismiche, quindi alle forze orizzontali. Sono strutture calcolate a comportamento non dissipativo, significa che sono strutture che resistono all'azione sismica per resistenza e non per duttilità. Significa che quando il terremoto incide il mio edificio, questo non si deforma secondo i modi propri di vibrare, ma è molto rigido. Quindi, essendo molto rigido, una minore deformabilità. È un edificio inchiodato a terra, dove tutti i maschi murari mi funzionano da pareti di controventamento. Come si traduce questo di fronte al sisma? In una minore deformabilità, non solamente della struttura, una minore deformabilità di tutto l'insieme dell'edificio, quindi una assenza di quei microdanneggiamenti alle tramezzature, alle parti interne, agli impianti, alle finiture, alle merci nel caso di edifici sul settore terziario. Quindi questo mi permette anche una riduzione, annullamento di quelle che sono le spese di ricostruzione a sisma avvenuto. Sicuramente anche dal punto di vista energetico stiamo parlando di involucri altamente prestazionali per raggiungere gli NZEB, ricordo obbligatori dal 1 gennaio 2021 anche per l'edilizia residenziale privata, classe Gold, Passive House e quant'altro, con involucri a punti termici corretti. Quindi noi le progettiamo correttamente ed effettivamente in cantiere esistono tutta una serie di elementi e di accessori che si montano manualmente, quindi soluzioni direttamente applicabili in cantiere. Qui mi sono dimenticato di inserirlo, però stiamo parlando di involucri a perfetta tenuta all'aria. Quindi non passo il tempo dopo a sigillare con nastri e teli come nelle strutture prefabbricate. Qui ho una cortina di calcestruzzo con uno doppio strato isolante che me lo protegge. Un sistema facile. Tenete presente che i vari elementi, l'elemento più lungo che arriva in cantiere è 1,20 m e alto 30 cm, pesa circa 3 kg, quindi facilmente movimentabile da un solo operatore, si incastra a mano, è un cantiere pulito dove non vede colle o malte, è un cantiere che va via veloce in tutta sicurezza. Andare via veloci significa che il cantiere finisce prima. Finire prima per l'impresa è traduzione di minori spese, minori costi fissi di cantierizzazione, minori spese di noli delle attrezzature e significa anche un incasso anticipato di quelle che sono le spese. Che nel super bonus è molto utile perché così vado a fare gli stati di avanzamento lavori e così anticipare le detrazioni. È un sistema certificato, questo è importante, siamo in possesso della valutazione tecnica europea per quanto riguarda il kit di componenti, tutto il sistema e non di una singola lastra isolante. Siamo in possesso, tutti i prodotti sono conformi ai criteri CAM, criteri ambientali minimi, non solamente per il contenuto di riciclato, per la non presenza di materiali pericolosi, ma anche perché sono materiali concorrenti all'efficienza energetica dell'edificio. Sono materiali classificati in classe A+, per quanto riguarda i composti organici volati, cosiddetti VOC, quindi materiali a basse emissioni, e abbiamo nel nostro sito, lo potete vedere, tutta una serie di prove acustiche di laboratorio, prove acustiche di cantiere, prove al fuoco, reazione al fuoco e quant'altro. Siamo soliti progettare progetto BIM, quindi non solamente una progettazione intesa integrata, ma una progettazione valida anche per l'utilizzatore finale, quindi diamo un output risolutivo di tutto il conteggio dei pezzi che arrivano in cantiere. Questo significa avere dei costi fissi di cantiere, dei costi certi, al di là di quelle che possono essere dopo le varianti in corso d'opera, però l'impresa sa quanto spende. Ed infine è un sistema integrabile con quei due linee di prodotti che vi ho fatto vedere all'inizio, quindi delle lastre in gesso fibro rinforzate per il contropareti interne o divisori, o potete scegliere qualsiasi altra tipologia di finitura, queste sono quelle che suggeriamo noi, e tutta una serie di rivestimenti fissativi per l'esterno dell'edificio, quindi per diciamo paralleli alla nostra linea di sistema a cappotto. Quindi, una volta che vado a battere il mio vecchio edificio, lo posso ricostruire, diciamo, con lo stesso aspetto estetico che aveva prima, quindi con una classica finitura colorata, oppure con un rivestimento in pietra naturale pesante e ricostruita, quindi rivestimento leggero, mattone incollato, chi piace il legno, facciata ventilata e chi più ne ha ne metta. Quindi abbiamo a disposizione tutta una serie di know-how all'interno dell'azienda che riusciamo a realizzare, diciamo, questa tipologia di edifici. Passerei in rassegna un po' quello che facciamo in giro per ultimare il mio intervento e lasciare posto ai colleghi che seguono.
Quindi edilizia residenziale, ho scelto tutta una serie di cantieri che sono qui dalle nostre parti, quindi racchiusi in Veneto e anche delle altre, un social housing importante a Venezia, ancora residenziale con diverse tipologie di finiture. Quando si riesce a realizzare anche edifici di 7 piani fuori terra, quello che conta è lo spessore del calcestruzzo. Abbiamo diversi blocchi in base a diverse esigenze strutturali ed energetiche. Edilizia scolastica, luci di solai fino a 11 metri di un cantiere qui vicino a noi, quindi anche in questo caso i solai andranno dimensionati opportunamente. Questo è un convento, tra l'altro ne approfitto perché domani abbiamo un altro webinar sempre con Edicom e dove approfondirò questa tematica con questa case history di questo convento rivolta ad Adda. Ancora edilizia residenziale a schiera, altre tipologie, l'utilizzo delle pareti in tamponamento, quindi vado a gettare calcestruzzo alleggerito non strutturale. Altro complesso scolastico, forme curvilinee, quindi non solamente forme rettilinee, un'estremizzazione anche per quanto riguarda i solai su edifici multipiano e infine un'esaltazione di quelle che sono le possibili forme curvilinee in un utilizzo a piscina. Quindi se ci sono domande non esitate a farlo e vi aspetto nella parte finale dell'intervento. Grazie. Benissimo. Grazie a te Dennis, anche in questo caso vi chiedo un aiuto, nel senso se vi interessa approfondire uno di questi due argomenti che vedete, che ha trattato Dennis Darò, uno dei due o entrambi eventualmente, così abbiamo un'idea, come dicevo, degli argomenti poi da trattare successivamente. Vi lascio qualche secondo prima di introdurre il prossimo relatore, che sarà Daniele Pace, che è un tecnico di Friuli Sider. Con lui approfondiremo quelle che sono le tematiche dei fissaggi, ma non solo, anche dei rinforzi. Bene, chiudo anche questo, lascio anche a voi un'indicazione delle tematiche di interesse. E adesso direi di passare direttamente la parola appunto a Daniele Pace, che invito a comparire a video. Eccolo. Buonasera. Allora Daniele, benvenuto, ti assegno la condivisione dello schermo. Ok, vediamo. Allora, intanto che condividi, visto che Ecco. abbiamo parlato anche a lungo di cappotti e di sistemi di isolamento, qualcuno l'ha già accennato, ma direi di fare un approfondimento con te su quelli che sono i sistemi di fissaggio poi dei cappotti e che importanza hanno i fissaggi e quindi all'interno del sistema cappotto, visto che Friuli Sider, l'azienda per cui lavori, è un'azienda specializzata proprio in sistemi di fissaggio, ma non solo, perché lo vedremo poi, si occupa anche di rinforzi o connettori per solai collaboranti. Spiegaci un po' perché dovremmo prestare attenzione seriamente ai fissaggi. Certo, allora, intanto i fissaggi sono un elemento nascosto ma che è molto importante per l'ottenimento delle prestazioni sia negli interventi di risparmio energetico che di riduzione del rischio sismico. Un attimo che ho lo schermo. No, clicca sulla slide, ecco. Ecco. Quali fissaggi entrano in gioco nei diversi tipi di interventi? Allora, partiamo con gli interventi per il risparmio energetico. Gli interventi che il risparmio energetico, come abbiamo ampiamente visto anche finora negli interventi precedenti, sono appunto il cappotto, quindi la realizzazione di un nuovo isolamento termico, l'isolamento termico e la facciata ventilata, quindi come in questa immagine si può vedere i fissaggi per il cappotto e anche per gli elementi strutturali della facciata ventilata. Isolamento e facciata ventilata e quindi anche, come ci vede nell'immagine qua in basso, i serramenti che fanno parte, che possono far parte di un intervento di riqualificazione energetica. Anche possiamo parlare dell'isolamento per la copertura e quindi i fissaggi entrano in gioco sia per il fissaggio dei pannelli ma anche ad esempio per le linee vita oppure per il fissaggio dei coppi. Allora, come elementi di fissaggio abbiamo il tassello per cappotto, qua vediamo il nostro IsoPlus 2,
che è determinato da un'elevata resistenza all'estrazione, un fissaggio sicuro anche in presenza di murature non recenti, è certificato CE su tutti i tipi di muratura e sul calcestruzzo ovviamente, e funziona con installazione a avvitamento, quindi diciamo che si può evitare il danneggiamento dei pannelli dovuto alle martellate dei tasselli che funzionano a chiodo. Poi ci sono gli incollaggi, quindi le colle. Vediamo l'adesivo poliuretanico per pannelli isolanti. In questo caso è un prodotto con un'elevata resa, una bombola fa 10 metri quadri di pannelli, è caratterizzato da una bassa espansione, resiste all'umidità alle basse temperature ed è autoestinguente, quindi di categoria B2. Poi ci sono i fissaggi per i serramenti, quindi, che fanno sempre parte dell'involucro e del isolamento termico. E qua vediamo un prolungato multi-espansione, il nostro X5, che è caratterizzato da una bassissima coppia richiesta alla prima espansione, che quindi può essere fatta manualmente, e l'installatore può regolare e mettere a bolla il suo infisso semplicemente regolando i tasselli a mano per dargli solo l'ultimo serraggio poi alla fine con l'avvitatore. La vita è sempre premontata, oppure i serramenti possono essere fissati con viti autofilettanti per calcestruzzo. Qua vediamo la VF che è dotata di doppia testa, quindi testa cilindrica per i serramenti in legno, oppure testa svasata per tutti gli altri tipi di serramenti. Ci sono i fissaggi per le facciate ventilate, quindi vediamo il nostro tassello prolungato X3 a alte prestazioni, è certificato CE fino a 3 profondità di posa, è dotato di un'espansione maggiorata che gli dà, insieme al nylon molto rigido, un'elevata tenuta meccanica. Infatti il diametro 10 su calcestruzzo cede a 20 kN, su calcestruzzo di classe C12-15. Qua vediamo l'affiancamento dei due prolungati in nylon, l'X3 e l'X5, l'X3 per quanto riguarda le sottostrutture delle facciate ventilate e l'X5 per quanto riguarda i serramenti. Poi, sempre per le facciate ventilate, abbiamo il classico tassello a battere, in questo caso ci parla del nostro 753, FM753, tassello che è disponibile in 3 versioni, quindi zincato, zincatura speciale o inox A4. È un ancorante passante, quindi è veloce da installare ed è certificato ETA in opzione 7, che significa per calcestruzzo non fessurato. Si può utilizzare sempre per le sottostrutture delle facciate ventilate la vite calcestruzzo, in questo caso vediamo la nostra CLR Betofast, vite autofilettante, quindi installazione molto veloce, si fora, si pulisce il foro e si avvita. Non essendo un tassello a espansione come il precedente, è caratterizzata da una minore tensione sviluppata nel calcestruzzo e quindi può essere installata a distanze ravvicinate dai bordi del calcestruzzo oppure a interassi molto ravvicinati, ideale per le staffe per lo staffaggio delle facciate ventilate. È certificata ETA opzione 1. Grazie per questa panoramica, ma so che voi che siete specializzati in sistemi di fissaggio estero avete tutto anche poi una linea di produzione che riguarda tutto quello che è invece il rinforzo proprio degli edifici esistenti. Esatto. Passiamo agli interventi per la riduzione del rischio sismico, quindi rinforzo di edifici esistenti. Qua vediamo alcune casistiche, tipo un rinforzo in sommità perimetrale di un paramento murario, questa era una chiesa, con degli elementi in carpenteria metallica. Sempre elementi in carpenteria metallica a rinforzare una struttura in muratura, questo in un cantiere all'Aquila. Intelaiature di edifici in cemento armato a creare dei controventamenti, sempre in elementi metallici. E qua vediamo dei dettagli, dei particolari dei fissaggi di tutti questi elementi metallici che abbiamo appena visto. Poi c'è il caso dello scivolamento degli elementi semplicemente appoggiati che durante i sismi possono subire dei veri e propri crolli e che possono essere evitati con degli accorgimenti come quelli che vediamo in questo caso, con staffe e con elementi in carpenteria metallica tassellate sugli elementi semplicemente appoggiati. Gli ancoranti che si possono utilizzare devono essere certificati ovviamente con prestazione sismica C1 o C2. Vediamo in questo caso un ancorante a camicia metallica ad alta resistenza, ad alte prestazioni,
Questo è il nostro ATS Evo, che è disponibile in 3 versioni, con testa esagonale, barra filettata e testa svasata. È certificato ETA opzione 1 ed è sismico C1 e C2, categorie di certificazione per quanto riguarda i tasselli su calcestruzzo. È ideale per carichi molto elevati anche a taglio, sia a taglio che a trazione. Poi c'è il tassello a battere, è il cugino di quello che abbiamo visto in precedenza, solo che in questo caso si parla del FM753 Crack, che è certificato in opzione 1 e anche questo sismico C1 e C2, disponibile in 2 versioni, zincatura speciale o acciaio inox A4. E poi si possono utilizzare le resine. Qua vediamo una resina epossidica pura, certificata in opzione 1, anche questa sismica C1 e C2, idonea per tutti i materiali di base, incluso il legno, anche se essendo dotata di un'elevatissima resistenza è più consigliata per calcestruzzo, in quanto i mattoni hanno un cedimento a resistenze molto inferiori rispetto a quello che potrebbe portare la resina. È certificata anche per ferri di ripresa, quindi ferri di ripresa post installati con resina, ed è idonea anche su supporti umidi o fuori allagati, certificata anche al fuoco. Qua vediamo un diagramma a ragnatela dove abbiamo assegnato un punteggio da 0 a 5 per alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano le resine. In questo caso per l'epossidica pura notiamo che i valori più alti, i punteggi più alti sono sui carichi pesanti, sull'utilizzo con ferri di ripresa, sull'utilizzo in prestazioni sismiche e anche per la resistenza chimica nel caso di applicazioni particolari, magari in zone industriali. Mentre vediamo che non è particolarmente consigliata su mattoni, appunto per quello che dicevo prima, la velocità di indurimento è molto lenta e la lavorabilità alle basse temperature è piuttosto difficile. Quindi vediamo una resina ibrida, la nostra ChemH, sempre per fissaggi strutturali certificata in opzione 1, sismica C1 e C2, è idonea anche per applicazioni ad altissime temperature, fino a 100 gradi centigradi sul lungo termine e picchi di 160 gradi. Questo la rende idonea per interventi ad esempio in copertura o in parti degli edifici che d'estate possono subire un surriscaldamento dovuto all'irradiamento solare. Certificata anche questa per ferri di ripresa. Vediamo che la ibrida è diciamo leggermente più bilanciata rispetto all'epossidica sulle varie caratteristiche. Anche in questo caso non è molto consigliata su muratura, su mattoni, in quanto ha resistenza molto più elevata rispetto al supporto. Ha una buona resistenza chimica, sempre consigliata per applicazioni sismiche e per ferri di ripresa, ed è molto idonea anche per carichi pesanti e ovviamente resistenza alle temperature. Passiamo alla resina vinilestere. Sempre fissaggi pesanti, certificato opzione 1 e sismico C1, anche questa è idonea per temperature elevate, quindi fissaggi in facciata o in copertura, anche per installazione di ferri di ripresa, e ha certificazione CE anche su mattoni, quindi questa è una resina molto idonea per muratura, mattoni oppure anche elementi in pietra. È certificata per temperature minime di installazione a partire da meno 10 gradi, quindi anche per lavori svolti d'inverno. In questo caso vediamo che il grafico è sbilanciato più verso il basso, quindi è idonea per applicazioni su mattoni, ha un'elevata velocità di indurimento, ha una buona lavorabilità anche alle basse temperature. Qua vediamo i 3 prodotti comparati e si evince subito che non esiste una resina migliore, ma dipende dall'applicazione che noi dobbiamo fare. In quanto, ad esempio, prendo una caratteristica a caso, la velocità di indurimento, se io devo installare magari dei ferri di ripresa che hanno una profondità di posa anche molto elevata, ho bisogno di una resina che sia molto lenta a indurire, perché sennò non riesco a completare la mia installazione in tempo. Mentre una resina, ad esempio vinilestere, che ha una velocità di indurimento molto rapida, può essere idonea, ad esempio, per installare delle linee vita, dove l'installatore può fare il suo lavoro, può completare il suo lavoro in giornata senza dover ritornare in cantiere. So che invece per quanto riguarda proprio la demolizione e ricostruzione, voi avete sviluppato tutta una linea di fissaggi dedicati in questo caso alle strutture in legno specifico. Esatto.
Sì, allora, demolizione e ricostruzione, qui vediamo appunto ricostruzione di edificio in legno. In questa immagine vediamo ad esempio dei fissaggi delle viperie per legno. Qui ci sono dei dettagli di un hold down, quindi la staffa ha per forze assiali, per forze di trazione, e sulla sinistra, e sulla destra vediamo un dettaglio di staffe angolari a taglio, per forze di taglio. Qui sempre dei fissaggi al piede, di strutture in legno, ma anche di strutture in acciaio, ad esempio, o di elementi in acciaio. Edifici in legno in zona sismica. Allora, noi abbiamo da poco concluso un processo di sviluppo, di ricerca e sviluppo, che ci ha portati alla ideazione di un nuovo prodotto, di un prodotto innovativo che abbiamo chiamato Seismic Hold Down, ossia l'hold down sismico. Allora, l'hold down è una staffa che lavora principalmente a trazione e deve prevenire il ribaltamento dell'edificio sottoposto ad azioni orizzontali, quali possono essere appunto il vento o il sisma. Il sistema hold down è composto dalla parete in legno retrostante dell'edificio, la chiodatura o comunque le viti che lo fissano alla parete, l'hold down stesso e il tassellamento dell'elemento all'abbasamento in calcestruzzo. Dove si installano gli hold down? Agli angoli dell'edificio e agli angoli di all'inizio e alla fine di ogni pannello in legno. Un problema può emergere in questo tipo di fissaggi, ossia nel sistema hold down. Durante un sisma possono accedere vari elementi e secondo la gerarchia delle resistenze e anche la praticità poi di ripristino della struttura ci sono rotture che sarebbe molto meglio evitare, ossia la rottura del legno, lato legno, quindi praticamente la spaccatura del pannello è una rottura fragile innanzitutto e poi danneggia gravemente la parete. Poi lo sfilamento o comunque lo snervamento delle viti e dei chiodi danneggia molto spesso anche il legno in maniera abbastanza grave. L'hold down potrebbe presentare una rottura duttile e quindi potrebbe avere questa potenzialità, mentre il cedimento del tassello nel calcestruzzo rappresenta anche questo una rottura fragile e quindi un grave danno alla fondazione. In collaborazione col Politecnico di Milano abbiamo sviluppato una soluzione innovativa, ossia il primo hold down certificato per azioni sismiche. Qua vediamo il dettaglio. Praticamente è stata creata una sezione, progettata una sezione indebolita nell'hold down in modo che a salvaguardia dei fissaggi in parete e sulla fondazione in calcestruzzo porti il cedimento appunto nella nostra staffa, dopo aver dissipato una notevole quantità di energia dovuta al sisma. Qua ci sono due grafici delle prove che sono state effettuate al Politecnico e vediamo le prove effettuate in confronto tra le prove effettuate sull'hold down standard e l'hold down sismico, che è quello sulla destra. Come potete vedere, l'hold down standard ha una resistenza elevatissima, però ha un comportamento molto rigido e dissipa poca energia. Questo lo capiamo perché l'area evidenziata in giallo è l'energia dissipata durante la prova, fino al cedimento dell'elemento. Quindi potete vedere che l'hold down sismico ha una capacità dissipativa molto molto elevata. Lo possiamo fornire in kit già preconfezionato con tassello chimico, tassello meccanico e le viterie per il legno. Il tutto ovviamente corredato dalla documentazione tecnica con le resistenze già precalcolate. Allora, Daniele, per chiudere proprio vorrei vedere appunto riguardo i connettori che fate per i solai collaboranti in legno calcestruzzo, in cosa si differenzia questo tipo di connettori rispetto a quelli che ci hai presentato e soprattutto le particolarità che hanno per gli interventi di recupero dei solai esistenti. Certo. Allora, i solai collaboranti in legno calcestruzzo. Qua vediamo un'immagine di un test effettuato in laboratorio su un connettore tra l'elemento ligneo, ossia la trave lignea, e il massetto in calcestruzzo soprastante. Nei solai misti, quindi legno calcestruzzo, è molto importante che le travi siano solidali al massetto in calcestruzzo soprastante. E questo perché
permette di avere un comportamento a diaframma rigido di tutto l'impalcato, e in più permetterà di dare un comportamento scatolare all'intero edificio e quindi rinforzare efficacemente la struttura anche nei confronti delle azioni sismiche. Il metodo classico è sempre stato il Turini piazza, caratterizzato da un ferro d'armatura piegato a 90 gradi e installato con la resina, solitamente resina epossidica, nella trave in legno. Questo metodo, oltre ad essere molto lungo, a richiedere tempi di installazione abbastanza elevati, può portare alcune problematiche. Qua vediamo due esempi. Praticamente le macchie che possono nascere nelle travi dovute all'olio che percola dalla resina, oppure il tessuto non tessuto che viene installato dopo che sono stati già installati i connettori, e quindi praticamente con delle zone in cui il tessuto non tessuto non viene correttamente posato. Allora, Fluidsider ha ideato insieme a un collaboratore che è l'ingegner Zennaro questo connettore, un connettore che funziona in maniera molto molto semplice, ossia è una vite con una rondella molto grande, saldata, e viene semplicemente avvitata al tavolato sulla trave. La resistenza al taglio è stata certificata dalle prove all'Università di Padova secondo l'UNI N 26891. E come funziona? Qua vediamo una comparazione tra la vite standard e la vite connettore. Allora, la vite standard, quando c'è il cedimento per rifollamento della trave, si sposta di 48 mm, mentre il connettore si sposta al massimo di 12. E a 5 mm di spostamento abbiamo che la vite standard resiste 4,5 kN, mentre il connettore resiste 9 kN a taglio. Questo perché? Perché la rondella che viene saldata sulla vite obbliga la testa del connettore che è immersa nel calcestruzzo a rimanere esattamente perpendicolare alla trave, e quindi per avere il cedimento la parte filettata sottostante deve avere la formazione di due cerniere plastiche nella classica deformata a S. Quindi in fase di progettazione il progettista stabilirà la quantità di connettori, il passo, prevederà la posa sfalsata e non in asse su ogni trave, questo per evitare un eventuale effetto cuneo nelle travi esistenti, e sarà previsto ovviamente il tessuto non tessuto sul quale possono poi essere avvitati direttamente i connettori. Questa è la procedura, quindi avvitamento. C'è una coppia di serraggio ben determinata, che è 45 Nm. Se questa coppia non viene raggiunta dal connettore, ma praticamente gira a vuoto prima, vuol dire che la trave è ammalorata e va sostituita. Quindi è anche un ottimo parametro di controllo della struttura lignea esistente. Poi viene stesa la rete elettrosaldata e infine si procede col getto del massetto. I collegamenti perimetrali poi sono fondamentali per ottenere il comportamento scatolare di tutto l'edificio. Qua ci sono dei dettagli costruttivi di quanto viene realizzato comunemente. Qua vediamo alcuni esempi, quindi la posa del tessuto non tessuto, l'avvitamento dei connettori e poi il getto. Qua c'è un caso di solaio nuovo, quindi. Riassumendo, è un sistema molto veloce perché si installa per semplice avvitamento, non servono attrezzi speciali, manodopera specializzata, e non serve nemmeno il preforo perché c'è una fresa in punta. È universale perché è idoneo sia per recuperi di solai esistenti sia per solai nuovi. È efficace perché trasmette in maniera molto efficace le sollecitazioni di taglio è richiesta una minore quantità di connettori rispetto ai prodotti che ci sono attualmente sul mercato. È sicuro in quanto è stato testato all'Università degli Studi di Padova ed è possibile avere un servizio di consulenza tecnica tramite il collaboratore di Fluidsider, che è appunto l'ingegner Zennaro, per quanto riguarda la progettazione di questi connettori, oppure anche la qualifica delle travi in situ. Un brevissimo accenno sui software di calcolo: sono disponibili sul nostro sito la suite FixCalc per il calcolo dei tasselli sul calcestruzzo o dei ferri di ripresa post installati con resina,
e il software WoodCalc appena uscito per le connessioni in legno, quindi connessioni avvitate tra travi. Quindi in conclusione abbiamo visto fissaggi per pannelli isolanti, per serramenti, per facciate ventilate. Poi per quanto riguarda la sismica abbiamo visto i fissaggi certificati sismici e il connettore per i suoi collaboranti e il roll down sismico. Perfetto. Allora, anche in questo caso vi chiedo l'aiuto per capire a quali argomenti siete maggiormente interessati fra quelli che ha trattato il nostro ultimo relatore, quindi Daniele Pace. Vi lascio qualche secondo prima di passare al prossimo e ultimo argomento. Abbiamo sforato un po', ma vedo che siete rimasti numerosissimi fino a quest'ora. Benissimo, direi di chiudere anche questo sondaggio. Condivido i risultati, così lascio anche a Daniele Pace di valutare l'interesse per gli argomenti. E adesso direi vedo già, eccolo collegato, Alessandro Buzzoni, che lavora per un'azienda che è Floortec, e a lui cedo la condivisione dello schermo. Ecco qua. Perfetto, Alessandro, ci senti? Sì, perfetto, dovremmo essere già a posto. Allora, Alessandro, abbiamo visto che il superbonus prevede tra gli interventi trainanti, oltre al cappotto di cui abbiamo lungamente parlato, anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione, ma abbiamo anche visto che nei costi ammessi per l'intervento trainante dell'impianto di climatizzazione è previsto anche l'inserimento di tutti quelli che sono poi i sistemi di emissione, e quindi in questo rientra appunto anche sistemi di distribuzione del calore come l'impianto radiante, che è un tema che ci interessa particolarmente in questo caso, perché Floortec è specializzata proprio in questo tipo di sistemi. E allora ti chiedo, perché adottare un sistema radiante? In sostanza, quali vantaggi ha in termini di efficienza, di efficacia e anche nelle modalità di intervento, di installazione? Sì, allora, appunto, come hai già giustamente detto tu, l'impianto radiante rientra all'interno del superbonus perché appunto è un sistema di emissione, quindi andandolo ad abbinare alla sostituzione del generatore si può andare a portare anche il sistema radiante in detrazione. E però appunto, per rispondere alla tua domanda, perché andare a sostituire il sistema di emissione esistente? Fondamentalmente per tre motivazioni. Innanzitutto una motivazione di comfort, perché chiaramente nel momento in cui vado a fare un intervento col superbonus, oltre a quello che sono gli aspetti legati all'efficientamento energetico, devo però valutare anche, secondo me, quelle che sono poi le condizioni di comfort per chi abiterà l'edificio. Quindi sicuramente il comfort è un aspetto importante. Poi appunto c'è l'aspetto dell'efficienza e quindi ovviamente del risparmio energetico, e in ultimo, in ogni caso, nel momento in cui oltre a sostituire il generatore vado anche a sostituire il sistema di emissione con un sistema radiante, sicuro andrò a incrementare il valore dell'immobile. Vediamo a uno questi argomenti. Quindi perché il comfort è maggiore con un sistema radiante rispetto a un sistema tradizionale? Innanzitutto perché i sistemi radianti funzionano per irraggiamento, a differenza dei sistemi tradizionali, quindi tipicamente i radiatori che mi aspetto di trovare installati in un edificio in cui vado a fare un intervento di sostituzione del generatore, che funzionano per convezione. Il nostro organismo percepisce come più confortevole lo scambio di calore per irraggiamento, e quindi il sistema radiante, funzionando proprio per irraggiamento, riesce a dare un comfort maggiore al nostro organismo. In più si vanno ad eliminare i moti convettivi, quindi praticamente con un sistema tradizionale a radiatori, appunto, che funziona per convezione, ho l'aria che viene scaldata dal mio corpo scaldante, dal radiatore, l'aria scaldandosi diventa più calda, va verso l'alto, e l'aria che c'è in alto più fredda scende verso il basso. Questo moto porta
in giro un po' il calore nell'ambiente. Però appunto da un punto di vista di comfort è meno confortevole che non invece un sistema radiante che mi garantisce una distribuzione della temperatura molto più uniforme, perché nel momento in cui ho tutto la superficie o del pavimento o del soffitto scaldata alla stessa temperatura, il mio organismo percepisce in tutti i punti del locale un comfort maggiore, a differenza ad esempio di un sistema con un radiatore, dove magari vicino al radiatore ho una temperatura, ma se il locale è un po' grande, dalla parte opposta del locale posso avere magari molto più freddo e quindi non avere una sensazione così confortevole. Inoltre ho una migliore qualità dell'aria con un sistema radiante, però perché? Sempre per lo stesso motivo, non ho moti convettivi, quindi non vado a portare in giro l'aria e lo spostamento d'aria ovviamente porta con sé anche eventuali polveri, eventuali poi virus o batteri che sono nell'aria, e quindi sicuramente è meglio avere un sistema che non muove l'aria. In più un sistema tradizionale, funzionando a una temperatura più alta, tende anche ad abbassare eccessivamente quello che è il tasso dell'umidità relativa in ambiente, e quindi va appunto a seccare troppo l'aria, creando problemi poi al nostro apparato respiratorio, quindi problemi poi anche di magari tosse, o per chi ha problemi di asma ancora peggio. In ultimo, un vantaggio ulteriore che mi dà è che posso utilizzare lo stesso impianto non solo per riscaldare nella stagione invernale, ma anche per raffrescare nella stagione estiva. Quindi posso andare a risolvere, e quindi con un unico impianto, le due funzioni che posso andare a richiedere per avere più comfort nell'edificio, quindi appunto poter garantire il comfort massimo per 365 giorni. Parliamo di efficienza, perché il sistema radiante è più efficiente rispetto al sistema tradizionale? Perché innanzitutto non va a creare stratificazione, quindi come dicevamo prima, nel momento in cui il sistema funziona per convezione, l'aria calda tende ad andare verso l'alto e quindi comunque vado a creare uno strato di aria più calda sotto al soffitto, che però non mi serve a nulla, e quindi per poi stare bene all'interno del locale, all'altezza dei piedi, delle gambe, dove sono poi fisicamente le persone, devo avere questa aria calda sotto al soffitto, che sicuramente mi crea comunque un dispendio energetico. In più è possibile, a parità di calore percepito, mantenere una temperatura ambiente più bassa con un sistema radiante. Questo perché? Perché normalmente il concetto di benessere termico viene associato solamente alla temperatura dell'aria ambiente. Questo però non è corretto, perché, per come vi ho detto anche nella slide precedente, il nostro organismo preferisce lo scambio per irraggiamento, quindi comunque il nostro corpo nel momento in cui all'interno di un locale viene influenzato dalle temperature delle superfici che lo circondano, oltre che dalla temperatura dell'aria, quindi percepisce anche le temperature di pareti, pavimento, soffitto, e queste temperature insieme alla temperatura dell'aria vanno a dare quello che poi è la percezione del comfort del nostro corpo. Quindi in termotecnica non si parla più solo di temperatura ambiente, ma si parla di temperatura operante. La temperatura operante che cos'è? Nient'altro che la media tra la temperatura dell'aria e la temperatura media di tutte le superfici dell'ambiente. Chiaramente nel momento in cui vado a utilizzare un sistema radiante come impianto di riscaldamento, ovviamente avrò una media delle superfici molto più alta rispetto al caso in cui ho un sistema che lavora per convezione, che quindi non va a scaldare nello specifico una delle superfici, e quindi questo fa sì che a parità di temperatura operante, quindi a parità di calore percepito, io possa tenere una temperatura ambiente più bassa, e quindi anche questo sicuramente mi porta a un risparmio. In ultimo, ancora più importante, soprattutto nell'ottica del super bonus, è il funzionamento con una temperatura di mandata inferiore. Questo diventa un argomento fondamentale nel caso in cui si vada a installare una pompa di calore. Perché? Perché la pompa di calore ha
un COP, quindi il suo coefficiente di performance, quindi che va a misurare fondamentalmente l'efficienza della macchina, che è tanto più alto quanto è più bassa la temperatura dimandata. Mediamente si ha un aumento di circa il 2,5% del COP per ogni grado in meno di temperatura dimandata. Quindi si va ad avere un'efficienza di circa il 50% in più con un sistema radiante rispetto a un sistema tradizionale a radiatori. Questo lo vediamo anche nella tabella che vi ho allegato. Questo è l'estratto, ad esempio, proprio di una scheda tecnica di una pompa di calore, in cui ci fa vedere che appunto lavorando con un impianto a bassa temperatura abbiamo un'efficienza del 180%, quindi mentre con un impianto che lavora a media temperatura, quindi comunque dei radiatori che già vengono fatti lavorare a una temperatura più bassa rispetto a quella che normalmente hanno dei radiatori installati in un edificio esistente di 55 gradi, e in questo caso scende a 129 l'efficienza, quindi appunto come vi dicevo c'è questo circa 50% di differenza di efficienza del funzionamento. Questo è importante perché appunto secondo me le pompe di calore saranno nell'ottica del superbonus una delle tecnologie più utilizzate. Perché? Perché dato che, come ha fatto vedere nell'intervento iniziale la collega, faceva vedere che oltre agli interventi trainanti ci sono interventi trainati tra cui anche l'installazione di un sistema fotovoltaico, nel momento in cui io vado a installare una pompa di calore e un sistema fotovoltaico, posso arrivare ad avere un abbattimento dei consumi energetici dell'edificio fino a renderli quasi nulli e quindi andare ad azzerare quasi completamente poi la bolletta dell'energia elettrica. L'ultimo punto che avevamo visto di perché installare un sistema radiante è l'incremento del valore dell'immobile. Ovviamente nel momento in cui io vado a adeguare l'impianto al massimo della tecnologia ad oggi disponibile, chiaramente andrò anche ad incrementare quello che poi è il valore del mio immobile. Ecco, una cosa importante da sottolineare è che posso realizzare un sistema radiante in ogni situazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo che la normativa normalmente prevede che l'altezza minima dei locali interni sia di 2,70 m. Quindi molte volte mi chiedono, ma io ho già i miei locali sono già alti 2,70 m, quindi come faccio a realizzare un impianto radiante? Non ho lo spazio per farlo. Ci viene in soccorso il decreto interministeriale del 26 giugno 2015. Questo decreto, di cui vi ho riportato l'estratto nella slide, consente una deroga di 10 cm rispetto alle altezze interne minime nel caso in cui si vada a installare un sistema radiante in fase di ristrutturazione. Quindi, anche se i locali sono già alti solo 2,70 m, andando a utilizzare un sistema radiante idoneo, quindi con uno spessore inferiore ai 10 cm, riusciamo a realizzare l'impianto sfruttando questa deroga. In più, appunto, come vi dicevo, installando un sistema radiante io riesco ad avere il massimo comfort per 365 giorni l'anno, quindi non solo quando riscaldo in inverno, ma anche quando raffresco in estate. Posso sfruttare l'impianto per fare anche questo. All'impianto a pavimento o soffitto che sia, dovrò andare ad aggiungere un sistema di deumidificazione adeguatamente dimensionato per andare a garantire sia il comfort e prevenire fenomeni di condensa sulle superfici radianti, e poi anche un sistema di regolazione che vada a controllare un po' tutto l'impianto. Quale sistema scegliere? Per il superbonus bisognerà valutare degli aspetti particolari degli impianti, nel senso che, dato che il superbonus si fa solo su ristrutturazioni, quindi su edifici esistenti, ci sono delle peculiarità che vanno prese in considerazione, quindi ad esempio l'ingombro e il peso dell'impianto, la rapidità di installazione, perché appunto come già dicevano anche i colleghi in precedenza, sicuramente avere un cantiere che si svolge in maniera più rapida mi può dare la possibilità di fare dei SAL prima, mi può dare la possibilità di chiudere in tempi più brevi il cantiere, di rispettare quella che ad oggi
è la scadenza definita dal legislatore, ovvero il 31/12/2021, e poi anche la minore inerzia termica e la minore invasività. Ingombro peso ridotti. In questa slide vi faccio vedere appunto che i sistemi da scegliere sono sistemi sicuramente chiamati a secco, quindi sistemi diversi rispetto all'impianto tra pavimento più tradizionale, e i sistemi a secco li si può realizzare sia a pavimento che a soffitto. Nel caso del pavimento vi ho riportato l'esempio del nostro pannello Dry 26, dove appunto lo spessore del pannello è di solo 26 mm e il peso dell'impianto è di circa 8 kg al metro quadro. Sopra al pannello si può andare a posare direttamente la pavimentazione, incollare un rivestimento in piastrelle o posare un parquet flottante. Soffitto, abbiamo una soluzione super ribassata a soffitto, chiamato Dry 32, dove l'ingombro del pacchetto è di 32 mm, anche qui escluso il rivestimento, quindi il nostro pannello occupa 32 mm, e che ha un peso di soli 4 kg al metro quadro. Quindi anche qui, appunto, ragionando su edifici esistenti, sicuramente l'aspetto spessore è fondamentale per il discorso che facevo prima nel caso in cui serva sfruttare la deroga, e l'aspetto peso, perché comunque andando a intervenire su un solaio esistente sicuramente evitare di sovraccaricarlo è molto importante. Rapidità di installazione. Rapidità di installazione per quello che riguarda l'impianto a pavimento è rapido perché non è necessario attendere i tempi di asciugatura del massetto. Un impianto tradizionale a pavimento richiede poi il getto di un massetto soprastante che però ha bisogno di circa 3 settimane per asciugare. Nel caso del secco, non facendo il massetto, ovviamente non devo aspettarne l'asciugatura e quindi il giorno dopo che è stato posato l'impianto posso direttamente andare ad incollare o comunque a posare la pavimentazione scelta. Per darvi un'idea di tempi, considerate che una classica realizzazione sui 100 metri quadri viene posata in circa 3 giorni. Ovviamente parliamo dell'impianto, poi esclusa la finitura. Stesso discorso per l'impianto a soffitto. L'impianto a soffitto una volta realizzato viene solo finito con una lastra in cartongesso, anche qui quindi non c'è bisogno di attendere asciugatura né nulla, e anche qua più o meno i tempi sono gli stessi. Minore inerzia termica. Perché è importante parlare anche di inerzia termica? È importante perché mi aspetto che nel caso di interventi col superbonus molto spesso non si interverrà solo sull'impianto, ma si interverrà anche sulla coibentazione dell'edificio, quindi con cappotti come avevamo visto all'inizio, comunque con altri interventi che vanno a migliorare di molto le prestazioni energetiche dell'edificio. Nel momento in cui io vado a rendere l'edificio molto performante, è importante poi però avere anche un sistema di riscaldamento che sia reattivo, perché se vado a utilizzare un sistema a pavimento più tradizionale, quindi con un massetto che considerate su 100 metri quadri di un appartamento, ho circa 9.000 kg di massa di cemento che devo andare a riscaldare e aspettare poi che si raffreddi, quindi comunque dei tempi di risposta molto rallentati. Avere invece un sistema secco fa sì che io abbia una risposta molto più immediata e quindi anche magari la possibilità di avere un sistema più semplice da gestire e anche da poter far funzionare in maniera intermittente, quindi nel momento in cui non ho la necessità di mantenerlo acceso tutto il giorno perché durante il giorno non c'è nessuno a casa, posso tranquillamente pensare di spegnerlo, riaccenderlo un'ora prima del rientro e avere il caldo o il fresco che voglio. Nel caso del soffitto, anche qui i tempi di risposta sono rapidissimi perché appunto l'impianto viene finito solo col cartongesso, quindi ho solo quella piccolissima inerzia della lastra in cartongesso. Qui ho diviso l'invasività dell'intervento in due, ovvero se parliamo di pavimento abbiamo una bassa invasività con un sistema secco, perché? Perché appunto facendo un impianto con peso e spessore ridotto magari posso comunque pensare di posare l'impianto direttamente sopra il pavimento esistente. Quindi posso risparmiare tempi di demolizioni, ricostruzioni e così via. Ovviamente però intervenire a pavimento ha comunque una sua invasività, nel senso che in ogni caso dovrò liberare completamente l'edificio, dovrò andare a rifare le pavimentazioni, quindi verificare le soglie, quindi comunque un po' di invasività ce l'ho. Nel caso invece
di soffitto l'invasività è quasi nulla. Perché? Perché appunto nel momento in cui vado a lavorare a soffitto non modifico tutte quelle che sono le quote dei pavimenti, le altezze di porte, finestre, soglie, delle scale, ma normalmente se mi abbasso di 5 cm, 10 cm massimo con il soffitto, difficilmente ho degli impedimenti che mi vadano a creare problemi. E inoltre appunto non andando a toccare il pavimento, se vado a fare l'intervento in un edificio che è abitato, perché immagino che molto spesso il superbonus venga fatto sulla prima casa e quindi comunque su un edificio che viene utilizzato, posso pensare di non dover completamente svuotare l'edificio, ma semplicemente andare a spostare gli arredi nei locali di volta in volta o addirittura nel caso in cui siano arredi bassi che non vanno a crearmi interferenze con la posa del soffitto, anche semplicemente proteggerli e lasciarli all'interno del locale in cui vado a realizzare l'intervento. Un altro vantaggio è che, sempre parlando di invasività, che se vado a realizzare un controsoffitto ribassato, quindi se non parliamo più del discorso ho il locale già a 2,70, ma magari ho un locale di un edificio più vecchio dove normalmente i soffitti sono magari anche a 3 metri o 2,90 metri, quindi mi posso permettere di fare un ribassamento. In questo caso posso sfruttare l'intercapedine che si crea al di sopra dell'impianto a soffitto, quindi tra il soffitto e il solaio esistente, per far passare gli altri impianti, quindi l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, quindi approfittarne per fare anche una sistemazione, un adeguamento di questi altri impianti senza però andare a toccare quelli che sono i pavimenti. Allora, hai sicuramente incuriosito tutti noi e soprattutto i partecipanti, vedo numerose domande, richieste, ma soprattutto con la soluzione della radiante a soffitto. Ci puoi spiegare meglio un po' quali sono le caratteristiche, le rese e come viene messa in opera? Sì, certamente. Allora, appunto, il soffitto radiante è una tecnologia che si sta diffondendo negli ultimi anni, quindi mentre ormai l'impianto a pavimento è straconosciuto, l'impianto a soffitto è ancora visto un po' più con curiosità, perché non è così diffuso. In questa slide ho riportato quella che è la resa dell'impianto calcolata diciamo secondo normativa, quindi diciamo che la normativa mi va a definire quella che è la potenza che è in grado di emettere il mio impianto in funzione della temperatura superficiale, quindi chiamata quella θ S, e della temperatura dell'aria ambiente, θ con I. La temperatura massima superficiale consigliata dalla norma è di 29 gradi. Quindi applicando questo valore di 29 con il classico valore di 20 gradi della temperatura ambiente nella stagione invernale, otteniamo che la resa dell'impianto a soffitto si aggira intorno ai 60 watt al metro quadro. Consideriamo appunto che se stiamo ragionando su un intervento di riqualificazione energetica, normalmente questa potenza è abbondante per tranquillamente andare a riscaldare l'edificio. In più c'è da prendere in considerazione un altro aspetto, che mentre è vero, se da un lato è vero che l'impianto a pavimento di per sé ha una resa specifica un po' più elevata, quindi posso arrivare fino intorno a 100 watt al metro quadro, però ho delle zone che non sono scambianti, quindi tutti i punti in cui sul pavimento sono poggiati mobili, vengono messi tappeti, vengono appunto coperte queste aree di pavimento, diventano aree non scambianti e quindi alla fine, se da un lato è vero che teoricamente avrei circa 100 watt al metro quadro, ma perdo superficie e quindi mediamente difficilmente supererò gli 80 di watt effettivi. Ma ripeto, l'altro aspetto fondamentale è comunque nel momento in cui vado a fare un intervento di efficientamento energetico, già 60 normalmente è un valore molto abbondante. Il vantaggio però è nella stagione estiva. Nella stagione estiva il soffitto rende molto di più rispetto al pavimento. Infatti vedete che la formula, il coefficiente di irraggiamento da 6,5 che è in riscaldamento diventa 10,8 in raffrescamento.
Non ho fondamentalmente limiti in questo caso, la norma non mi impone grossi limiti sulla temperatura superficiale, perché comunque posso raffreddare fondamentalmente il soffitto finché voglio e garantire in ogni caso comfort. Devo solo tenere controllato il punto di rugiada, quindi non arrivare al punto in cui il soffitto inizia a piovere perché l'ho raffreddato troppo. Le rese massime che riesco a raggiungere sono qui addirittura fino a 70 watt al metro quadro. Questo è un valore importante e utile soprattutto per i casi delle foto in cui vediamo sotto, dove ho delle superfici vetrate importanti, perché ovviamente laddove ho delle superfici vetrate importanti ho degli apporti di calore dati dall'irraggiamento solare molto elevati, che quindi nella stagione estiva devo andare a smaltire. E chi di voi si occupa di calcoli energetici sa benissimo che nel momento in cui vado a fare un edificio molto prestazionale da un punto di vista di isolamenti, questo fa sì che la potenza richiesta dall'edificio sia molto più alta in estate per raffrescarlo rispetto a quella in inverno per riscaldarlo, e quindi in quest'ottica appunto l'impianto a soffitto si sposa proprio alla perfezione. Abbiamo due soluzioni per soddisfare ogni esigenza, quindi appunto un soffitto ribassato, dry 40, in questo caso l'ingombro è di 70 mm, escluso ovviamente poi la pendinatura che si decide di fare in funzione dello spessore che voglio lasciare sopra il pannello, dello spazio disponibile, a che altezza voglio portare il mio soffitto. Nel caso invece in cui debba limitare al minimo l'ingombro, appunto come nel caso che facevamo prima per cercare di sfruttare la deroga dei 10 cm, posso pensare di utilizzare il sistema Dry 32 che viene realizzato in aderenza. In questo caso l'ingombro è 4,5 cm compresa la finitura in cartongesso. Il Dry 40 appunto è studiato per la posa in soffitti ribassati, è fatto con delle lastre in polistirene estruso, di formato tale per andare ad adattarsi a quella che è la classica orditura del cartongessista. Quindi abbiamo cercato noi di adeguare i nostri pannelli a quello che è la classica orditura del cartongessista. Il pannello è dotato di un dentino sul fianco per far sì che vada ad inserirsi ad incastro all'interno dell'orditura, quindi non ci sono viti, non c'è nulla, semplicemente il pannello si incastra nell'orditura del cartongesso. Vediamo le varie fasi di posa, quindi la prima fase ovviamente è quella di preparazione della struttura, quindi il cartongessista deve preparare una struttura in doppia orditura con profilo a scatto. Consigliamo, non è fondamentale, nel senso si può utilizzare anche la doppia orditura col doppio profilo C+, noi consigliamo però il profilo a scatto perché è più facile garantire l'interasse tra i due montanti, perché dato che il nostro pannello entra ad incastro, ovviamente è importante che la distanza, l'interasse tra i due montanti sia costante, e quindi con un profilo a scatto questo viene garantito. Abbiamo come riferimento la struttura di 114 Knauf, che appunto fa un po' da riferimento per quello che è il mondo dei cartongessi, quindi per andare a creare le orditure. Una volta realizzata l'orditura, ovviamente si predispone già tutto quello che serve, come vedete nelle varie foto, quindi guaine elettriche, eventuali fori per ventilazione, per deumidificazione, ricambi d'aria, così via. Poi si va, come vi dicevo, ad installare i pannelli radianti ad incastro, quindi appunto si inseriscono all'interno dei montanti preparati. Una volta posati i pannelli si va ad inserire la tubazione e poi la si collega al collettore. In ultimo viene finito il tutto nuovamente dal cartongessista con la lastra in cartongesso che va a fissare sulla sua orditura che si era preparato in precedenza. Nel caso del Dry 32 cambia solamente che il pannello, anziché essere spesso 40 mm è spesso 30, e non avendo più lo spessore ulteriore in cui andiamo a realizzare il dentello per incastrarlo nell'orditura, in questo caso viene fissato sulla struttura del cartongesso tramite un apposito biadesivo strutturale che mantiene i pannelli fissati al soffitto. Quindi in questo caso come si realizza l'impianto? Viene preparata un'orditura metallica singola direttamente in aderenza al soffitto esistente, in questo caso la struttura di riferimento è la 111,
Poi appunto vengono installati i pannelli radianti, come vi dicevo, andando ad incollarli tramite biadesivo strutturale sul profilo del cartongesso, e poi nuovamente viene inserito il tubo e collegato al collettore. Terminata la posa dell'impianto, anche qui viene finito tutto con la lastra in cartongesso. Quali sono le peculiarità del nostro sistema a soffitto rispetto ai sistemi più tradizionali che si possono trovare sul mercato? Innanzitutto un'altissima efficienza, perché appunto lo andiamo a realizzare con dei materiali ricercati, e soprattutto siamo andati ad inserire, non so se avete fatto caso nelle foto, possiamo tornare indietro giusto per vedere, i diffusori in alluminio in cui si incastra la tubazione, che servono proprio a massimizzare lo scambio tra il tubo e la lastra in cartongesso. Gli altri punti di forza sono la massima affidabilità che con un funzionamento duraturo nel tempo. Questo perché? Perché siamo andati a studiare un principio costruttivo per cercare di andare a risolvere quelli che sono i problemi tipici degli impianti a soffitto, ovvero le giunzioni tra i moduli, perché normalmente gli altri sistemi sono tutti sistemi modulari, che prevedono quindi una giunzione tra i vari moduli e un utilizzo di tubazioni di diametro ridotto, perché il tubo è già inserito all'interno della lastra in cartongesso. Essendo ovviamente la lastra in cartongesso di 12 mm di spessore, devo per forza di cose andare ad inserire tubazioni con diametri molto piccoli. Quindi, appunto, noi utilizziamo invece una tubazione che ha un diametro mediamente doppio rispetto a quello che si vede normalmente, quindi qui nella slide vi ho riportato l'esempio di un sistema più tradizionale in cui si vedono i tubicini piccoli. Il nostro tubo invece, come l'avete visto nelle foto di precedenti, è un tubo molto più grosso, ha un diametro doppio rispetto a queste tubazioni, e quindi ci consente di avere delle perdite di carico molto più basse e soprattutto di ridurre di molto la possibilità di ostruzione della tubazione dovuta al deposito di alghe e fanghi che comunque normalmente si ha all'interno di un impianto radiante, e quindi chiaramente ho meno poi problemi nel tempo di intasamenti dell'impianto e quindi poi di mancato funzionamento di parti dell'impianto. In più, come vi ho fatto vedere nelle fasi di posa, il tubo viene inserito dopo, quindi viene inserito continuo da collettore a collettore senza alcuna giunzione, mentre con gli impianti modulari devo andare a giuntare i singoli moduli sulla linea principale di adduzione che li va ad alimentare. Anche queste giunzioni sono sicuramente dei punti deboli che con l'andare del tempo possono portare ad avere problematiche di perdite. In Bene, ultimo, direi di approfondire anche questo tema dei sistemi di regolazione, andando proprio così chiudiamo. esatto. Sì, per chiudere l'intervento, appunto, volevo parlarvi della regolazione, perché ovviamente la regolazione è sicuramente un aspetto importante, e comunque, come ha fatto vedere appunto nel primo intervento la collega, anche il sistema di regolazione può essere inserito nel superbonus come intervento trainato, e come intervento trainato purché si tratti di un sistema di termoregolazione evoluto. Che caratteristiche quindi deve avere per rispettare questo concetto, quindi per rispettare quello che chiede la normativa? Mi deve dare la possibilità di visualizzare da remoto i consumi energetici dell'impianto, di visualizzare sempre da remoto le condizioni attuali e i relativi set di temperatura, e in ultimo darmi la possibilità di accendere, spegnere e programmare l'impianto sempre da remoto. Quindi il nostro sistema di regolazione, andando ad installare tutti i componenti necessari, rispetta tutti questi tre punti, e quindi può essere portato anche lui in detrazione come building automation. Ovviamente appunto è fondamentale sottolineare che la regolazione è il cuore dell'impianto, quindi faccio tutto l'impianto fatto bene, se però poi non ho il cervello che ragiona nella maniera corretta, rischio di perdere un po' tutto quello che ho cercato di studiare e progettare. Diventa poi ancora più importante nel momento in cui io vado a realizzare un impianto che fa anche raffrescamento nella stagione estiva,
perché nel momento in cui faccio raffrescamento diventa veramente importante andare a gestire in maniera corretta i deumidificatori, a controllare il punto di rugiada e quindi a far sì che tutto l'impianto funzioni al meglio senza andare a creare eventuali problematiche al sistema. Come vedete nella slide, diciamo nella parte di sinistra, sono riportati i componenti che vanno in campo. Siamo andati a cercare dei componenti che siano anche esteticamente gradevoli. Tutti i nostri sensori, sia di sola temperatura che di temperatura e umidità, si vanno a integrare con le serie elettriche civili esistenti, quindi appunto noi andiamo a realizzare dei sensori ad incasso che poi scompaiono all'interno della classica scatola elettrica a muro e vengono finiti con la classica placca e finitura uguale a tutti gli altri interruttori prese dell'appartamento, in maniera tale che venga anche esteticamente appunto un lavoro ben fatto. Poi vabbè, ovviamente a Corredo ci sono poi tutta la parte di centraline e quant'altro da installare nel quadro per poi fare quella che è la gestione reale e quindi dell'impianto, andare a garantire, come dicevamo prima, un perfetto funzionamento di tutto quanto. Benissimo. Allora, fai bene a mettere questi riferimenti perché, viste le domande numerose, faremo estrema difficoltà, lo annuncio subito, a dare risposta a tutti, anche alle domande specifiche. Però prima vi chiedo solo brevissimamente, anche in quest'ultimo caso, se ci potete indicare quale dei due argomenti che ha trattato Alessandro Buzzone, quindi o il sistema radiante a pavimento o quello soffitto, può essere per voi più interessante da approfondire in successivi webinar. Bene, direi vi lascio ancora qualche secondo per rispondere al sondaggio, così poi ci avviamo a dare invece risposta per quanto possibile ai quesiti che sono arrivati. Chiudo il sondaggio, condivido con voi rapidissimamente i risultati, vedo che per entrambi c'è un buon livello di interesse, ma vedo che il sistema radiante a soffitto, come mi aspettavo un po' viste anche le domande che ho raccolto, ha riscosso, diciamo, la maggior curiosità. Allora, iniziamo quella che è l'ultima parte di questo webinar. Allora, siamo andati un po' oltre, mi scuso, il primo, diciamo, di questo nuovo format che stiamo mettendo a punto e che cercheremo di portare avanti anche il prossimo anno, e dovremmo tarare forse un po' meglio i tempi, ma gli argomenti erano densi e l'interesse alto, come testimonia il numero spropositato, lo dico subito, di domande. Sono onestamente oggi un po' imbarazzato perché mi ritrovo a dover scegliere fra alcune. Ho cercato di cumulare un po' per cercare di dare risposta alla maggior parte degli argomenti, ma purtroppo non ce la faremo perché dovremo stare qui veramente non so quante altre ore. Allora, iniziamo intanto da Alessandro Buzzoni per dare una serie almeno di chiarimenti rapidi. Allora, chiedo anche agli altri relatori di comparire a video, perché così giro anche poi alcune domande direttamente a loro, e chiedo a tutti di essere ultra sintetici nelle risposte, se possibile. Allora, visto che abbiamo chiuso con Alessandro Buzzoni, inizio direttamente da lui. Allora, una domanda e un chiarimento che ci viene da molti è se la deroga di cui hai parlato all'altezza dei locali, quindi la possibilità di abbassare di 10 cm l'altezza del soffitto, è valida in tutta Italia. Sì, perché comunque appunto è un decreto interministeriale, quindi diciamo non è un decreto regionale, ma è un decreto a livello nazionale, è contenuto all'interno di quelli che sono normalmente chiamati decreti minimi per le ristrutturazioni, quindi comunque è un decreto valido in tutta Italia, assolutamente sì. Nel caso invece della radiante soffitto, ci chiede un partecipante, dal punto di vista fisiologico,
può esserci un fastidio, nel senso che magari abbiamo una superficie radiante in alto, mentre magari a livello pavimento, se ad esempio l'appartamento al di sotto non è riscaldato in quel momento o altro, abbiamo delle differenze di temperatura, può esserci questo creare qualche problema a livello fisiologico, di fastidio, diciamo di livello di percezione di comfort? Allora, c'è da sottolineare che appunto comunque funzionando per irraggiamento il soffitto tenderà a scaldare poi anche il pavimento, perché comunque l'irraggiamento tende a scaldare tutte le superfici che colpisce, quindi in ogni caso anche il pavimento verrà un po' riscaldato dal soffitto. E quello che la norma indica, come vi ho riportato nella slide, dei 29 gradi superficiali consigliati, serve proprio per cercare di andare a comunque garantire un comfort, per far sì di non avere una percezione di una superficie troppo calda sopra la testa, che allora invece potrebbe essere percepita come non confortevole. Quindi appunto se l'impianto viene progettato, dimensionato in maniera corretta, sicuramente si riesce a garantire il comfort. È necessario, ci chiedono, anche per l'impianto radiante a soffitto un sistema di deumidificazione? Assolutamente sì, nel momento in cui voglio fare raffrescamento, che sia pavimento o che sia soffitto, devo comunque deumidificare, perché in ogni caso vado a creare una superficie fredda che potrebbe condensare, quindi in questo caso diventa il soffitto, e comunque devo anche, per garantire un comfort, devo smaltire l'umidità che ho in ambiente, perché comunque nella stagione estiva l'aspetto che ci garantisce il comfort non è solo avere una temperatura un po' più bassa, ma anche avere una umidità relativa dell'aria controllata, perché altrimenti se abbasso la temperatura ma non deumidifico faccio un po' l'effetto di una cantina. È vero, è fresca, però non è particolarmente confortevole. E ancora una domanda, un partecipante ci chiede, tra i due sistemi, a soffitto e a pavimento, qual è il migliore, diciamo, per il corpo umano come sensazione? Le cose diciamo, si invertono nelle due stagioni, quindi da un punto di vista invernale potrebbe essere un po' più confortevole il pavimento, perché? Perché ho una superficie più calda sotto i piedi e quindi il mio corpo la percepisce come più confortevole, anche se appunto come vi dicevo prima, anche lavorando a soffitto un po' riesco per il raggiamento a scaldare il pavimento, però sicuramente tra le due il pavimento potrebbe essere un po' più confortevole, ma in estate si ribaltano le cose e quindi diventa più confortevole il soffitto. Quindi bisogna un po' valutare le esigenze dell'edificio, quindi se l'edificio ha più bisogno di potenza nella stagione estiva, consiglierei il soffitto, perché nell'arco dell'anno è quello che mi dà un compromesso migliore. Se invece ho più bisogno di riscaldare, allora potrebbe avere più senso orientarsi su un pavimento. Una domanda per Irene Cosano, invece, in parte collegata all'argomento, ma nel caso di super bonus legato alla sostituzione di un generatore di calore e collegato ad esempio all'inserimento di un sistema radiante a pavimento, ci chiedono la finitura, quindi il pavimento, ingressi, legno o altro che applichiamo, può rientrare nel super bonus? Assolutamente sì, perché in questo caso il pavimento radiante è il sistema di emissione e quindi non posso lasciarlo lì senza finitura. Quindi tutto quanto rientra nel 110, chiaro che il limite di spesa di 30.000 euro, quindi dipende dalla grandezza dell'edificio, eccetera, eccetera, però è una spesa ammessa, confermo. Benissimo. Allora, invece per Daniele Pace, riguardo ai sistemi, in particolare i connettori per i solai collaboranti in legno calcestruzzo, ci chiedono, qualche partecipante, ma i connettori che hai fatto vedere erano verticali, qualcuno ci chiede, non vanno messi a 45 gradi? Sì, sul mercato ci sono prodotti che vanno inseriti a 45 gradi e il nostro risolve anche diciamo, un problema di questo genere, nel senso che quelli a 45 gradi quando si arriva vicino alla parete verticale, ai lati della stanza dell'edificio,
è molto difficoltoso inserirli. Il nostro, essendo in verticale, non ha questo tipo di problematica. E i vostri connettori possono funzionare anche con dei calcestruzzi alleggeriti per la parte, diciamo, del massetto cementizio che al di sopra della struttura in legno? Sì. Ok, quindi il funzionamento è garantito anche in quel caso. Allora, invece passiamo a dare qualche domanda anche per Denis Travò. Allora, fra i sistemi che hai illustrato ci chiedono se, ovviamente parlando soprattutto di quello di rinforzo delle pareti, questo ci chiedono se è applicabile anche nei centri storici su immobili non vincolati. E come viene considerato? Viene considerato questo come un volume tecnico? Allora, una delle cose che non vi ho detto è appunto l'estensione dell'applicabilità del metodo. Allora, in centro storico immaginatevi che tutte le unità sono connesse una con l'altra, quindi difficilmente riesci ad isolare la tipologia di intervento, perché dovresti andare a fare una valutazione pre e una post. E solitamente in centro storico gli edifici sono molto vincolanti. Quindi il sistema si abbina bene se forse, non dico usciamo dai centri storici, ma troviamo degli edifici isolati. Ecco. E anche perché non sempre nei centri storici la soprintendenza ti lascia fare quello che vuoi. Ecco, magari lo vede come una tipologia di intervento invasiva. Quindi sì, si può fare con i limiti di applicabilità, ecco. E invece per la demolizione e ricostruzione abbiamo anche lì dei limiti? Sempre in centro No, storico, ma per immobili non vincolati? beh, io ho sempre parlato di in virtù di sisma bonus, dopodiché bisognerà vedere i vincoli, diciamo, di tipo urbanistico. Anche lì bisogna fare una distinzione se vincolati in centro storico, se zone A, zone B, cioè lì sono vincoli di tipo urbanistico. Comunque, per come l'ho messa io nella presentazione, non ci dovrebbero essere vincoli per la demolizione e ricostruzione. E lo spessore minimo del calcestruzzo, ci chiedono in zona sismica, quale deve essere? Allora, sempre per l'intervento, quello di rinforzo delle pareti, allora in Certo. quella casistica lì, quindi la prima parte va tutto soggettato al calcolo strutturale, perché comunque lo devo calcolare come se fosse una struttura, a mio avviso, ma dopo sono le scelte che fanno i progettisti, con un comportamento non dissipativo, quindi posso andare anche in deroga allo spessore minimo richiesto dall'NTC 2018, che prevede 15 cm di calcestruzzo. Però vi dico, edifici molto alti, fare una cortina molto sottile vedrete che non verifica. Quindi già con i setti, quello più piccolino, che è quello che commercializziamo noi per pareti da 16 cm di calcestruzzo, inizia ad essere un numero ragionevole. Quindi varia in molto dal calcolo. Ecco. Per gli edifici nuovo costruiti, quindi demolizione e ricostruzione, anche lì si devono fare le valutazioni in base all'altezza dell'edificio. Vi dico, per come nascono i casseri che hanno spessori differenziati, per quanto riguarda i nostri, 16 cm di calcestruzzo oppure 21 di calcestruzzo coprono la maggior parte degli interventi, per altezze quindi che vanno dai 3 metri fino ai 4 metri e mezzo. E invece per la soluzione che riguarda i solai, fino a che luci possiamo coprire con il sistema che hai illustrato? Allora, sono solai comunque ad armatura lenta, quindi gettati in opera, quindi possiamo ragionare che viaggiano con il 25esimo della luce. Quindi sono gli spessori che solitamente siamo abituati a considerare. Si passa quindi da luci da 6 metri, quindi uno spessore strutturale da 25 centimetri, io ho calcolato anche solai, l'avete visto nella slide, fino a 11 metri, quindi stiamo parlando di spessori molto complessi, molto elevati, da 50 centimetri, 55, quindi con ingombri importanti. Vanno gestite però le altezze e vanno anche gestite le armature che dopo inserisci nel travetto, insomma. Ok, e invece per Simone Tagliente di Baumit, allora hai parlato di ditte che per la posa dovrebbero avere un patentino per il montaggio a cappotto. Ci chiedono, ma dove è possibile trovare un elenco di ditte con queste caratteristiche? Allora, potete trovarlo sui siti
delle società che si occupano di accreditare gli esaminatori. Per dire, noi ad esempio come Baumit siamo accreditati con ICMQ, quindi se andate sul sito di ICMQ trovate l'elenco di tutte le ditte che ad oggi sono state certificate seguendo i loro parametri. Poi a seconda dell'ente certificatore poi dovete visitare i loro siti, però trovate appunto l'elenco con la conferma che la certificazione sia ancora attiva, perché una volta che un applicatore ha fatto l'esame, di per sé il patentino ha una durata di 5 anni, ma ogni anno deve fare un rinnovo, quindi ogni anno deve giustificare questo rinnovo. Giustificare vuol dire che deve dimostrare di aver o frequentato corsi di aggiornamento o dimostrare che è rimasto nell'ambito del mondo del lavoro per quanto riguarda i sistemi a cappotto, quindi ha applicato sistemi a cappotto. Un'altra domanda invece riguarda la realizzazione di un cappotto su edifici con muratura in sasso. In quel caso come avviene il fissaggio del sistema? Allora, siccome il sasso di per sé non rientra nei parametri, ad esempio, di certificazione dei tasselli, in maniera diretta quantomeno, dei tasselli per i sistemi a cappotto, in realtà in quel caso lì è sempre assolutamente consigliato fare una prova di estrazione. Sicuramente si andrà con un tassello di tipo ad avvitamento, il collante comunque è sempre il medesimo che si usa per le altre strutture, perché è un collante di tipo cementizio, quindi si adatta, diciamo, a diversi tipi di supporti, ai quali comunque va fatto prima tutta una serie di verifiche, tra cui la prova allo strappo, di tenuta e quant'altro, però sicuramente anche per quanto riguarda i tasselli va fatta una prova di estrazione, visto che comunque non rientra nei supporti che normalmente vengono testati. Però Non so se Daniele Pace, come sì. specialista di fissaggi, tasselli, voleva aggiungere qualcosa. Esatto, sì, sì. Sì, confermo che ogni qualvolta capiti un supporto non incluso nella certificazione, si procede con delle prove in cantiere, che facciamo anche noi molto spesso. Ok. Un partecipante ci chiede invece, con riferimento al cappotto Baumit Open Air e alla traspirabilità che ha illustrato e dichiarata, ci chiede se ci sono a disposizione delle prove di laboratorio e dove sia possibile reperirle. Allora, anche qua vi invito ad andare a vedere direttamente sul sito Baumit, che vi riporta poi al Viva Park, perché ovviamente alcuni degli edifici presentano questa tipologia di sistema, quindi in realtà lì potete trovare anche diversi parametri di studio e calcoli che sono stati fatti, registrati e analizzati. L'open air ci chiedono anche in EPS? Sì, è un EPS. È un EPS, diciamo che, allora, partiamo dal presupposto che fare un sistema a cappotto con l'EPS classico non vuol dire mettere un celofan sulla nostra abitazione, perché comunque anche l'EPS ha un valore un po' alto di traspirabilità, ma comunque lascia passare. In realtà abbiamo migliorato quello che era quell'aspetto lì, no? Dove le persone avevano un po' paura a mettere l'EPS, quindi se un pannello classico ha un mu che va dai 50 ai 70 più o meno, il nostro pannello ha un mu di circa 7 e a sistema finito è un mu di circa 10, quindi è più o meno 5 volte più traspirante rispetto a un classico pannello. Diciamo che è una soluzione, ad esempio, che ci permette, perché normalmente quando io ho un supporto, ad esempio con umidità, normalmente non posso realizzare un sistema a cappotto. In realtà con il sistema open è possibile applicarlo ugualmente fino però ad un massimo di umidità del 20% di massa. Quindi un buon valore, soprattutto questo ci capita nella ristrutturazione di vecchi edifici che comunque qualche problema ce l'hanno sempre, però diciamo che ci permette diverse tipologie di utilizzi, così come è stata fatta una versione particolare anche fonoassorbente che ha raggiunto caratteristiche molto, molto elevate proprio alla presenza dei microfori, perché è una lastra di EPS microforata su tutta la sua superficie, quindi è questo che permette di facilitare il passaggio del vapore acqua. Passa vapore acqua e non aria, perché tanti pensano che magari passa aria attraverso il sistema, no? In realtà è un discorso di diffusione del vapore acqueo.
Allora, un partecipante ci chiede, Irene, perché la norma prevede per l'isolamento termico un minimo del 25% della superficie disperdente e non la totalità, visto che un edificio ben isolato, insomma, Allora, questa è una bella domanda. Non diciamo che si collega al fatto che in questo modo si configura come una riqualificazione globale. È stata una scelta, però più di così, insomma, non so dirvi. Certo che chiaramente isolare tutto l'edificio è un'altra cosa, però è stato scelto questo limite, ecco. Ok, allora io ho una marea di domande per Irene Cosano, ma onestamente non è impossibile sottoporgliele questa sera. Mi scriveranno e mi Sì, troveranno. infatti, io vi invito a scriverle, così, ma ne ho un po' meno, ma altre anche per gli altri relatori. Per cui io vi chiedo, appena, se non avete preso nota dei riferimenti dei relatori, appena avremo chiuso il webinar, riceverete entro qualche ora o entro domani, insomma, una mail con il link dal quale scaricare le slide. Nelle slide troverete i riferimenti dei nostri relatori, per cui o degli altri loro colleghi dell'ufficio tecnico al quale porre eventuali domande. Ne scelgo solo alcune, abbiate pazienza, ma veramente bisognerebbe pescarle come si fa con, non so, nelle lotterie. È impossibile veramente riuscire a star dietro alla quantità, ve l'assicuro. Allora, ci chiedono, visto che prima avevamo parlato anche di stufe a legna considerate come impianto di riscaldamento, se anche una stufa elettrica può essere considerata impianto esistente. Sì, il problema è che di solito deve essere un apparecchio fisso, perché se parliamo di una stufa elettrica solitamente sono mobili e quindi non può essere considerato un impianto di riscaldamento, si parla esplicitamente di impianti fissi. Ok, e nel caso di cessione del credito, tecnicamente è il committente che deve prima pagare le fatture e poi passare alla cessione del credito? Sì, è corretto. Come spiegavo prima, appunto, se non si fa un finanziamento ponte, il credito arriverà alla banca alla fine dei lavori, quando verrà fatta la pratica all'Enea e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Quindi bisognerebbe praticamente anticipare tutta la spesa. Di solito le banche propongono un finanziamento ponte, appunto, con la quasi certezza che poi alla fine dei lavori gli arriverà il credito. E in interventi, allora, ad esempio in edifici unifamiliari in cui il primo piano è un piano abitato, mentre il piano terra non lo è perché è destinato a locali come garage, scantinato e quant'altro, e in caso di trasformazione anche della parte a piano terra a residenza, quindi con un cambio di destinazione d'uso, e anche questa porzione della casa rientra nelle agevolazioni del 110%, dovendola ovviamente a quel punto coibentare, inserire di serramenti, sostituirli. Sì, allora anche le pertinenze, come dicevo prima, sono ammesse. Il problema è che se non sono riscaldate non posso andare ad isolarle e quindi quello che posso fare sono gli interventi antisismici. E quindi il limite appunto è che ci sia o non ci sia un impianto di riscaldamento, che appunto il volume sia riscaldato o meno. Quindi, cioè in questo caso specifico, cioè se voglio fare un cambio di destinazione. Se posso fare il cambio di destinazione d'uso, perché appunto anche, non so, deposito magazzino, quindi categoria C2, può rientrare, solo che dovrebbe essere riscaldato. E quindi se c'è un impianto di riscaldamento, se questo volume, il magazzino o appunto la cantina sono riscaldati, bene, altrimenti non posso ottenere il 110 su quella parte, tranne che con gli interventi antisismici che non richiedono un impianto di riscaldamento esistente. E quindi se voglio andare a coibentare il garage, trasformandolo magari appunto in residenziale e non c'è l'impianto di riscaldamento, non posso ottenere il 110. Ci sono altre domande che riguardano questo tipo di situazione per
locali o parti destinate a deposito magazzino, ma anche stalli o scuderie, perché fanno riferimento anche a delle Esatto. FAQ dell'Agenzia delle Entrate. Esatto, esatto. Quindi La deve stazione è la esserci un medesima. impianto. Esatto, ci deve essere sì, la discriminante è quella, se c'è o meno l'impianto di riscaldamento. Ottimo, abbiamo chiarito anche questo aspetto che riguarda varie domande. Qualcuno ci chiede anche conferma se sia possibile utilizzare i preziari provinciali. Sì, sono previsti anche quelli al secondo posto rispetto a quelli regionali. Ottimo. Allora, io direi, visto che siamo abbondantemente oltre, abbiamo approfittato anche molto anche della disponibilità dei nostri relatori, vi vedo numerosissimi e vi ringrazio. Allora, su questo tema vi preannuncio che ci siamo dati un impegno anche di ritornarci periodicamente, visto che il super bonus è partito, ma c'è tempo ancora e probabilmente, come auspicano molti, avremo delle proroghe. Non abbiamo ancora certezza, ne parlavamo anche con Irene Cosano prima dell'inizio di questo webinar. Probabilmente si attenderà alla legge di bilancio o quant'altro, però è un tema che ovviamente non si esaurisce adesso. Come avete visto, anche Irene Cosano ha esposto alcuni degli ultimi chiarimenti, ma presumo che ce ne saranno ancora altri, immagino. Irene, che segue queste cose molto più di me, Esatto, immagino. sì. Spero di sì, perché i dubbi sono ancora tanti, quindi ci saranno, si spera, altrettanti chiarimenti. Benissimo, quindi ci diamo l'impegno di ritornarci nel prossimo anno con una serie di webinar dedicati a questo, ma anche per approfondire quelle che sono le soluzioni da applicare per tutti gli interventi trainati, quindi le tecnologie. Oggi abbiamo fatto una piccola, diciamo, disamina di alcune, ma in tempi brevi, ma vedremo di approfondire anche questi in prossimi webinar, così da completare un po' il quadro e avere maggiori, diciamo, informazioni per operare anche all'interno dei bonus molto appetibili come il super bonus e il sisma bonus, che consentiranno sicuramente un miglioramento del patrimonio edilizio del nostro paese, che come sappiamo e ce lo raccontiamo già da molti anni, ha bisogno sicuramente di interventi di riqualificazione sostanziosi in molti casi. Speriamo che il super bonus il sisma bonus anche possano essere l'incentivo che possa, diciamo, dare una spinta a intervenire per risolvere non solo gli aspetti legati a quella che è la crisi legata al coronavirus, ma anche al miglioramento della qualità abitativa e al risparmio energetico, che è un bene fondamentale per migliorare la qualità di vita di noi tutti. Allora, io vi ringrazio per essere rimasti con noi fino a quest'ora, ben oltre, siete numerosissimi. Ringrazio tutti i nostri relatori, Irene Cosano, Daniele Paceli, Denis Travò, Simone Tagliente, Alessandro Buzzoni, e attendete la mail per scaricare le slide. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Seguite eventualmente il nostro calendario su edicomeventi.com, lì troverete tutti i webinar che abbiamo ancora in programma per questa ormai parte finale dell'anno, e troverete a breve probabilmente anche tra un po' i webinar che metteremo in programma per il prossimo anno. Quindi sul sito edicomeventi.com troverete nella sezione calendario tutte le informazioni. Grazie ancora a tutti e buona serata.